addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie. Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria, datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale, dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa. Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità.
Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave. Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio, un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il Grest inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità, chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo Grest. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo e alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6 dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il Grest, a lavorare con gli animatori e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia, il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto, perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il Grest qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del Grest ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora il tema di quest'anno è il Piccolo Principe e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel Grest, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita. Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale alla quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna e vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie.
cosa vuol dire addomesticare. Ivo, volto storico del Grest di Mareno di Piave. Il Grest è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il Grest facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori, è Tatiana, la maestra Tatiana. E sono 3 incontri di preparazione, però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e la facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che faremo, che vivremo. Il Grest di Mareno di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal Grest? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta quando ero più giovane magari dicevo che il Grest serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il Grest può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il Grest di Mareno di Piave. Perché venire al Grest? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo Grest. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me sia andata bene. I primi giorni sì, sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno Grest per la prima volta o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono, ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene. Da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e l'organizzazione certo di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Alison ormai siamo qua
da un po' di anni siamo, diciamo, una tra le più grandi e è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi, diciamo, si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il GREST e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al GREST, ma anche per insegnare. Quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al GREST di Mareno. I giochi che si organizzano molto, cioè sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale. Cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del GREST e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al GREST? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato. A che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al GREST non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il GREST. Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GREST di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al ruba il fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GREST? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GREST o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del GREST, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il GREST. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del GREST, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma col prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo e con Don Alberto abbiamo parlato insieme
ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene, perché i ragazzi possono imparare come si fa un GREST, i genitori possono capire cosa si fa un GREST, e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto GREST, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti. Buongiorno da Vittorio Veneto, vi parliamo dal Sacrario delle Bandiere in Serravalle, dove cominciamo questa diretta per accogliere la fiamma olimpica che appunto oggi è in città e nel suo cammino verso l'accensione del braciere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che sarà il 6 febbraio a Milano. Un collegamento appunto dal Sacrario delle Bandiere. Siamo ospiti della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, che ringraziamo appunto dell'accoglienza, perché le condizioni climatiche, come immaginerete, non permettono i collegamenti dall'esterno, ma la fiaccola ovviamente non si ferma, anzi vedete dalle immagini che sta per partire da piazza Giovanni Paolo I a Ceneda e appunto risalirà la città verso Serravalle, dove appunto ci troviamo, e in piazza Foro Boario, dove arriverà tra circa una cinquantina di minuti. Come vedete le immagini accanto a me sono dal piazza Giovanni Paolo I a Ceneda, davanti al seminario per intendersi, e ci sono arrivati i mezzi della carovana che questa mattina è partita da Pordenone, poi ha fatto una tappa a Conegliano, ci sarà qui a Vittorio Veneto oggi, adesso, poi si sposterà a Valdobbiadene, quindi a Feltre, a Trichiana, per arrivare a Belluno nella prima serata di oggi. Una giornata appunto un po' rovinata dal maltempo, però chiaramente anche come spirito olimpico non ferma certo un momento così storico e così importante per il passaggio da Olimpia, dove è partita il sacro fuoco della fiaccola, per arrivare appunto al braciere che si accenderà, come ho detto prima, a San Siro il 6 febbraio. Non è un cenno storico, non è la prima volta che la fiaccola olimpica passa per Vittorio Veneto. Successe già nel 1956, quando ci fu la prima edizione delle Olimpiadi invernali, che si tennero a Cortina da un pezzo, come quest'anno, solo che quella volta furono tutte solo a Cortina, e appunto nel passaggio dalla pianura attraverso Venezia, Treviso, prima di verso il Cadore, passò anche qui per Vittorio Veneto, appunto nel 1956. Stessa cosa, ma con un percorso un po' diverso, nel 2006, quando ci furono le Olimpiadi invernali di Torino, e la fiaccola quella volta una tappa della fiaccola partì proprio da Vittorio Veneto per andare verso Conegliano, San Fiorgo, Odega, e spostarsi poi verso Sacile e terminare a Pordenone il suo percorso. Questa è dunque la terza volta che questa fiaccola, questo simbolo così importante e così anche emozionante, se vogliamo, transita per la nostra città. Vedete i mezzi inquadrati, c'è una carovana di mezzi che precede e segue i tedofori. I tedofori oggi saranno 17, percorreranno tutti circa 200-300 metri,
e ecco li vediamo inquadrati. C'è stato grande riservo sui loro nomi, non li abbiamo fotografati pochi istanti fa, un po' di straforo come si dice, quando sono stati radunati in una palestra cittadina per dare loro l'abbigliamento che appunto contraddistingue i tedofori, questo abbigliamento bianco. Poi ovviamente gli verrà dato verrà data la fiaccola. Non sarà una sola fiaccola, ma lo vedremo, insomma, ma vi anticipo, non sarà una sola fiaccola che viene trasportata e passata di mano in mano, ma verranno accese delle fiaccole ogni volta che cambia il tedoforo. Intanto vediamo già dei mezzi, vedete c'è una grossa carovana, un po' come il Giro d'Italia senza voler essere dissacranti, però appunto ci sono i main sponsor che precedono e seguono la carovana, e in mezzo ci sarà appunto il tedoforo con la fiaccola, circondato da 4 membri dell'organizzazione che tengono a debita distanza le persone. C'è tutta una procedura abbastanza severa e rigida per quanto riguarda, diciamo, anche la divulgazione di tutte queste notizie. C'è massima cura di non sbagliare i protocolli, e quindi anche noi dobbiamo cercare di diciamo, districarci. I nostri 2 operatori che ci stanno mandando le immagini, già cominciamo a ringraziarli adesso. Mi rivolgo a Federico Campoallorto, regista di questa diretta, ovviamente. Cominciamo già a ringraziarli, Michele Dalmagro e Mirko Andreetta, che dovranno cercare di districarsi tra le forze dell'ordine, l'organizzazione, le altre persone che seguono, i tedofori, eccetera. Insomma, però come vedete qualcosa ci stanno già facendo vedere. Esattamente, vediamo le staffette della polizia stradale che stanno arrivando in zona partenza, appunto piazza Giovanni Paolo I, piazza del Duomo per chi è vittoriese. Vedete la prima tedofora che sta per andare all'accensione, perché tra una città e l'altra, tra una tappa e l'altra, la fiaccola viene trasportata sui mezzi dell'organizzazione in una lanterna, e appunto quando si arriva all'inizio della tappa viene accesa la prima fiaccola e poi si parte. Vedete la tedofora sorridente è la prima, penso, che fa la tappa. Mi sembra di aver riconosciuto Giusy Battain. Quelle che riconosceremo le potremo nominare, gli altri non potremo, perché appunto non esiste una lista ufficiale dei tedofori, non è stata fornita per ragioni di privacy, ci è stato detto. Comunque la tedofora è vestita di bianco e così saranno tutti i tedofori, mentre la persona vestita di blu sono quelli attorno che tengono, diciamo, a debita distanza le persone per permettere che il tedoforo possa procedere senza ostacoli nel suo cammino. Come dicevo, circa 3 chilometri più o meno saranno percorsi da 17 tedofori che si alterneranno con la posto in cui sono nata. È un'emozione unica, da sportiva, da amante dello sport, da colei che si occupa di sociale per tanto tempo. Rappresentare lo sport in questo modo è penso la cosa più bella in assoluto. Grazie Susi. Battain, hai detto? Battain con la abbiamo sentito le parole di Giusy Battain, la prima tedofora di oggi, che appunto ha raccontato un po' anche la sua emozione di questo momento così simbolico, se vogliamo, ma così forte. Portare il fuoco che da Olimpia, sede delle prime Olimpiadi della storia, che appunto ogni volta partono da lì per arrivare nelle sedi. E adesso che abbiamo sentito appunto la prima tedofora, prima che parta vi facciamo sentire una testimonianza di un altro dei tedofori molto conosciuto qui a Vittorio Veneto. Lui è un campione olimpico, Roberto Zandonella, ha vinto le Olimpiadi di bob a 4 nel 1968 a Grenoble e appunto è uno dei tedofori di oggi, lo vedremo, ma abbiamo raccolto qualche battuta da lui qualche giorno fa alla presentazione di questa tappa. Sentiamo. Siamo con Roberto Zandonella, tedoforo d'eccezione, un olimpionico che viene a portare la fiaccola. Allora Roberto, intanto proprio questo, per una persona che ha vinto un'Olimpiade, portare la fiamma olimpica cosa significa? Beh, sicuramente lo spirito olimpico è sacrificio, abnegazione e passione. Naturalmente si sacrifica anni per allenare, prepararsi per
un traguardo olimpico, evidentemente le Olimpiadi è il sogno di qualsiasi atleta. Qualsiasi atleta si allena, si prepara alla scalata appunto dalle provinciali, nazionali, europei, mondiali, e l'Olimpiade corona il sogno di una carriera di fatiche, di sacrifici e di passione sicuramente. Il fatto di riportare, cioè prendere in mano la fiamma che accenderà il Bracciere di Cortina 2026, per chi le ha vinte, che sapore ha? Sicuramente è un rinnovo delle emozioni della vittoria. Io mi ricordo il momento dell'alzabandiera a Grenoble, quando hanno intonato l'inno italiano, una piccola lacrimuccia spuntata sul viso, perché un brivido dalla testa ai piedi ha percorso il mio corpo in quel contesto di gioia immensa. Sembrava di aver toccato il cielo con un dito. Ci credo. Ha già portato la fiaccola olimpica a Torino 2006, però qui la porta addirittura in casa. Una soddisfazione ancora più grande, e oltretutto spero che questo serva ai giovani per capire l'importanza di fare attività sportiva, l'importanza che lo sport è una scuola di vita, abitua tutti quanti ad essere sempre attivi, impone delle regole, quindi seguire delle regole serve a crescere sia fisicamente che anche come uomini. State portando con Massimo Citolin, con il Panathlon Club Vittorio Veneto, la storia, un po' i valori delle Olimpiadi nelle scuole. Sì, diciamo che con l'avvicinarsi delle Olimpiadi avevo pensato di radunare alcuni filmati che parlassero delle Olimpiadi, dalle origini alle Paralimpiadi, alle vittorie invernali e estive, e ultima cosa appunto le varie località che naturalmente svolgono le specialità olimpiche. Cortina con lo sci alpino donne, il bob, lo slittino, lo skeleton e il curling, a Terselva con il biathlon, la Val di Fassa con il salto e il fondo, Livigno con il freestyle, Bormio con lo sci alpino maschile, e Milano con l'hockey e tutto quello che sono pattinaggio artistico e pattinaggio a velocità, eccetera eccetera. Quindi far conoscere alla gente, ai ragazzi appunto dove si svolgono e cosa sono i Giochi Olimpici. Ultima cosa, Roberto, si parla di olimpismo, di valori olimpici, lei ha raccontato tante volte l'episodio anche di Fair Play di Eugenio Monti, il mitico, quando perse di fatto un'Olimpiade per la sua massima sportività. La domanda è: vede ancora lo spirito, i valori olimpici negli sportivi di oggi? Diciamo che naturalmente chi fa dello sport, evidentemente il sogno delle Olimpiadi che vede coronarsi, sicuramente quello, il valore ce l'ha, perché si sacrifica una vita per diciamo così, riuscire a partecipare ogni 4 anni appunto a questa manifestazione che si svolge in tutto il mondo, ed evidentemente è un sogno di qualsiasi atleta, che partendo appunto dai provinciali, nazionali e quindi europei e mondiali sale la scala fino alle Olimpiadi, che è il coronamento di un sogno, il coronamento di una carriera sportiva, il coronamento di una vita di sacrifici, di impegni, di costanza, di forza di volontà e di preparazione costante e continua. Sì, Evviva Vittorio! Torniamo in linea dal Sacrario delle Bandiere, mentre vediamo le immagini direttamente da piazza Giovanni Paolo I, dove sta per partire la prima tedofora. A questo punto possiamo usarlo al femminile, perché abbiamo capito che sarà Giusy Battain che già tiene la fiaccola in mano. Vediamo accanto a lei la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Belliana, il sindaco di Revine anche Massimo Magagnin. Ovviamente foto di rito, perché il momento è storico, anche se abbiamo detto che è già successo 2 volte,
ma insomma la prima volta è successo 70 anni fa, la seconda 20 anni fa, quindi non è una cosa che succede così di frequente di vedere la fiaccola olimpica nella nostra città. Vedete, c'è grande emozione anche nei volti dei politici, che pure sono abituati a cerimonie di vario tipo, però anche per loro questa, la sindaca Bagliana ce l'ha confessato e poi la sentiremo di sicuro, anche per loro è una occasione davvero particolare. Adesso ci ha raggiunti in postazione, non so, guardo la regia se posso procedere, eccoci qua, ci ha raggiunti in postazione Alda Zaccariotto, presidente del Panathlon Club Vittorio Veneto. Buongiorno Alda e grazie. Buongiorno, grazie dell'invito, è un onore, un privilegio essere qui, perché per uno sportivo lo spirito olimpico è qualcosa di eccezionale e di irripetibile. Io ho già vissuto nel 2006 il passaggio della fiamma olimpica qui a Vittorio Veneto ed è stato emozionante. Ma questa volta lo sarà sicuramente di più, perché chiaramente abbiamo le Olimpiadi molto qui vicino, insomma. Abbiamo le Olimpiadi vicino, ma spoileriamo subito il fatto che sei anche una delle volontarie. Sì, sono volontaria, ho fatto la candidatura parecchio tempo fa, appena era uscito, diciamo, la possibilità di iscriversi come volontari, ed è un'esperienza che vivo con trepidazione da un certo punto di vista, con responsabilità dall'altro, consapevole che senza i volontari questo tipo di manifestazioni non possono essere realizzate. Quindi... E cosa farai? In cosa consisterà il tuo ruolo? Beh, io ho un ruolo di driver, quindi di autista accompagnatore. Accompagnerò tutti gli accreditati della famiglia olimpica, dal villaggio olimpico alle varie sedi di gara, piuttosto che alle alberghi o quant'altro, tutti tranne gli atleti, perché gli atleti hanno un percorso assegnato loro ed è privilegiato, al quale possono partecipare solo gli atleti. Mi dicevi che avete già un calendario, tu sai esattamente quali giorni dovrai prestare servizi. Sì, il calendario ci è già stato comunicato, quindi ci saranno dei servizi che si sviluppano a giorni alterni oppure anche consecutivi, ma con un lasco di tempo utile per poter partecipare, Olimpiadi e Paralimpiadi. Scusa Alda, stiamo vedendo l'accensione della prima fiaccola. Questo è un momento ufficiale e anche emozionante. Vedete che gli addetti dell'organizzazione hanno acceso la prima fiaccola di questo tracciato vittoriese. Abbiamo detto che saranno 17 i tedofori che si alterneranno sul cammino di circa 3 km per arrivare da Ceneda fino qui a Serravalle. Allora ti chiediamo la pazienza di attendere un attimo, Alda, vediamo che ovviamente in questi momenti c'è un po' di confusione in partenza, foto e tutto quanto. C'era stato detto che sarebbe stato tutto vietato, invece vedete che si può fare, ma queste sono le tipiche cose all'italiana. Insomma, vediamo che la prima tedofora ha la fiaccola accesa e sta per partire, ma intanto che parte, insomma, Alda, volevo chiederti una cosa. Ti abbiamo chiamata non solo come volontaria, l'abbiamo scoperto da poco, ma come presidente del Panathlon Club, che è coinvolto in questa manifestazione. Sappiamo che i rappresentanti Massimo Cetolin con Roberto Zandonella stanno girando per le scuole a divulgare cosa? A divulgare lo spirito olimpico e i principi che ispirano il Panathlon, ovvero rispetto dell'avversario, rispetto delle regole e quindi fair play, perché ricordiamo che la prima medaglia, diciamo, italiana del fair play è stata vinta dal mitico Eugenio Monti, che ha ricevuto la medaglia de Coubertin nel lontano 1964, quando fece quel gesto eroico, tra virgolette, insomma, consentitemi dal punto di vista sportivo, di dare un bollone agli avversari che ne erano sprovvisti del proprio bob. Un bullone che gli ha consentito all'avversario di vincere. Certo, assolutamente sì, e di rimandare l'appuntamento con l'oro olimpico alle edizioni di Grenoble del 68. Noi siamo un'associazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, per cui siamo di fatto, insomma, della famiglia olimpica. Abbiamo tra i nostri soci ovviamente onorari Roberto Zandonella, che per noi è un orgoglio, e che vedremo come tedoforo poi più avanti qui a Vittorio Veneto, e cerchiamo di divulgare lo spirito olimpico e i principi dello sport, perché ricordiamo che lo sport è metafora di vita.
Grazie Alda, ti farò un'altra domanda dopo. Intanto è partito il cammino della Fiamma Olimpica a Vittorio Veneto da piazza Giovanni Paolo I, come vedete davanti alla Tedofora c'è il furgone dell'organizzazione e accanto a lei vedete le 4 guardie del corpo, passatemi il termine, che appunto preservano la Tedofora da ogni inconveniente. Lungo la strada il Comune ha invitato le associazioni sportive ad essere presenti, oltre ai cittadini ovviamente. È chiaro che il maltempo in questo condiziona un po' tutta la giornata. Comunque nel primo tratto dovevano esserci, ci sono degli portacolori della Notoli Nuoto e anche del Panathlon Club, e a seguire dopo, a partire dal secondo tratto, ma stiamo già per arrivarci perché i tratti sono brevi. Ci saranno 3 società che hanno a che fare più o meno con le arti marziali, Round 1, Kido Ryu e Taekwondo, a seguire l'ultracycling. Ma vediamo, insomma, la Tedofora sta percorrendo via Cosmo, il primo tratto, la prima tappa della camminata, perché come vedete i tedofori non sono ovviamente obbligati a correre. Ecco, vediamo che c'è il primo cambio, non verrà, almeno così ci è stato detto, passata di mano la fiaccola, invece forse sì. C'era stato detto che sarebbe stata accesa una seconda fiaccola, invece in questo caso viene passata di mano in mano dalla prima Tedofora al secondo. Ha già concluso, diciamo, il suo percorso. Vedete che non è stato molto faticoso, se non forse più per il maltempo e per la pioggia che non certo per la distanza, perché appunto sono circa 200-300 metri. Si prosegue lungo via Cosmo e si va verso via Lioni, e appunto trotterellando, insomma, mettiamola così, non camminando ma neanche correndo. Vedete col mezzo davanti al tedoforo e le nostre telecamere che lo seguono a debita distanza. Volevo chiedere, continuando appunto a parlare con Alda Zaccariotto, presidente del Panathlon Club Vittorio Veneto, ci hai detto che state andando nelle scuole a portare i valori dello sport, e la risposta dei ragazzi, io lo so già, ma diciamo ai nostri telespettatori, la risposta dei ragazzi di fronte a questo? Beh, la risposta è entusiasmante, devo dire, perché in un'epoca, diciamo, del virtuale, il digitale, e quindi il parlare di persona, vedere di persona le persone, quindi i campioni come Zantonella e anche Massimo Cetolin, che si è prodigato assolutamente per questa iniziativa e che ringraziamo, è veramente, apre il cuore, perché c'è ancora, basta andare a scavare e nei ragazzi c'è ancora lo spirito olimpico, la fiamma olimpica riesce ad essere ravvivata, e questo fa molto piacere. Riesce a scaldare ancora. Mi diceva Massimo Cetolin che ci sono davvero tante le domande dei ragazzi. Ci interrompiamo un attimo perché c'è un ulteriore cambio, già terminato anche il secondo cammino del secondo tedoforo, passaggio della fiaccola. Il secondo tedoforo si toglie dal percorso con un attimo di indecisione, la staffetta è passata, adesso vediamo che partirà. Siamo all'altezza del comando dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità, mi sembra, sì, esatto. Quindi siamo in via Lioni e ci si dirige verso est, appunto verso l'incrocio cosiddetto dei Frati, dove ci sarà sicuramente un altro cambio. Vedete qualche passo di corsa e dopo sicuramente si rallenterà. Bene, ringraziamo Alda Zaccariotto, grazie di essere stata con noi, grazie di quello che fate per queste Olimpiadi anche come Panathlon Club, e buon lavoro per la tua esperienza da volontaria. Grazie e buone Olimpiadi a tutti quanti, grazie. Grazie allora Alda Zaccariotto, e nel frattempo ci ha raggiunti un'autorità vittoriese. Abbiamo visto nel teleschermo la sindaca alla partenza, e ci ha raggiunti qui in postazione, molto più comodo, senza pioggia e al coperto, il vice sindaco Marco Dus. Allora adesso Marco, seguiamo questo, penso che ci sia a breve, ecco qua già il cambio. Diciamo che non è che fanno
tanta fatica i tedofori perché questi 200 metri passano in un soffio, adesso vediamo ci sarà l'ennesimo cambio. Qui in questo caso invece c'è anche il cambio di fiaccola, mentre prima si sono passati la fiaccola tra uno e l'altro, adesso c'è appunto l'accensione di una nuova fiaccola. Penso che serva anche per evitare che si scarichino queste fiaccole, che non so che durata abbiano, so che hanno sono state studiate per non spegnersi anche in caso di grande vento, però evidentemente, probabilmente dico io, la carica non ha una durata molto lunga. Siamo ancora in via Lioni, tra poco si girerà verso destra, verso via Rizzera. Allora Marco Dus, vice sindaco di Vittorio Veneto, sei anche tu uno sportivo, non sei lì ma sei qua in veste diciamo istituzionale. È comunque una bella cosa per la città ospitare la fiaccola olimpica. Sicuramente è un onore perché è un evento insomma, che sappiamo che si ripete non molto spesso e non molto di frequente, quindi è veramente un onore e direi anche un momento storico perché poi verrà ricordato da tutti i vittoriesi. Un passaggio è un passaggio assolutamente di tutto rilievo. Il tempo, lo sappiamo e lo vediamo anche da queste immagini, non è dei migliori, però se qui piove lassù, e con lassù intendo Cortina, nevicherà e quindi questa cosa qui è sicuramente positiva, visto che quelle che si svolgeranno saranno delle Olimpiadi invernali, per cui condizione sine qua non quantomeno che ci sia la neve. Mettiamola così, Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina per le Olimpiadi. Esatto, sì. Direi assolutamente di sì, e comunque vedo che la città ha accolto assolutamente con calore, nonostante le temperature e il tempo, l'arrivo della fiamma olimpica, lo sta facendo in questi momenti, vedo tante persone lungo il percorso, ce ne sono anche qui molte in Foro Boario che stanno attendendo. Noi mi pare che come organizzazione ci stiamo muovendo bene, perché anche qui c'è un grande sforzo da parte di tutti, volontari e comune, per garantire la sicurezza, e per cui insomma è un momento molto emozionante per la nostra città, e che ci fa piacere fare questo piccolo pezzo di puzzle nel grande gioco delle Olimpiadi. Sicuramente è un pezzo di puzzle davvero importante, perché appunto oggi la fiamma sale nella provincia dove si svolgeranno le Olimpiadi, almeno una parte, quindi oggi pomeriggio arriveremo in provincia di Belluno, siamo noi l'anticamera di questo passaggio. Adesso vediamo la fiaccola, ha girato per via Rizzera, in questo momento è in via Peruchina, informazioni prettamente vittoriesi per qualcuno che voglia riconoscere le strade. Ci sono stati ormai diversi cambi. In questo tratto di strada ci dovrebbero essere gli esponenti di Vittoria Atletica, Scuole di Maratona e dei gruppi di cammino, che come detto l'amministrazione comunale ha coinvolto per appunto accompagnare la fiaccola. Chiaramente doveva essere prevista la presenza anche di tanti ragazzini. È chiaro che visto il tempo qualcuno c'è, come lo vediamo in questo momento, però chiaramente non è possibile avere le folle. Però come sottolineava giustamente il vice sindaco Marco Dus, c'è gente lungo le strade, nonostante la pioggia, il vento e il freddo, la gente è lì a vedere la fiaccola che passa, perché è un appuntamento che è storico. Marco, Vittorio accoglie volentieri ovviamente questa fiaccola, perché comunque è una città che allo sport ha sempre tenuto e allo sport tiene. Sì, certo, noi abbiamo in città numerosi impianti sportivi che vengono usufruiti un po' da tutto il territorio, non solo dei cittadini vittoriesi. Storicamente abbiamo un parterre di atleti assolutamente di tutto rispetto, che si sono distinti in diverse discipline, per cui diciamo la vocazione sportiva della nostra città lo è da sempre, e speriamo che lo sia anche in futuro con le nuove leve che stanno avanzando. Nuove leve, nuovi impianti, ti passo questo assist. Sì, gli investimenti che noi abbiamo in programma come appunto piano di investimenti sono assolutamente di tutto rilievo, perché riguardano sia il primo tra tutti la realizzazione della nuova piscina comunale, ma poi anche l'impianto, il nuovo campo da rugby, che insomma speriamo a breve di riuscire a instradare, e quindi ci sono grandi investimenti che abbiamo sia in programma, ma anche alcuni che sono stati già
già attuati, come la sistemazione di alcune palestre che richiedevano appunto di investimenti. Una palestra che ne arriva una tra poco, mi pare, no? C'è in arrivo il completamento di una nuova. Il regista continua a dirmi di spostare il microfono, adesso vediamo che prima della fine riesca a tenerla a distanza giusta, ma mi interrompo perché in questo momento sta accendendo la sua fiaccola Roberto Zandonella. Non me ne vogliano gli altri, ma forse questa è la star, diciamo, tra i tedofoli che percorreranno il tratto vittoriese. Roberto Zandonella, che le Olimpiadi non solo le ha disputate, ma le ha pure vinte nel 1968, quando a Grenoble vinse l'oro nel bob a 4 assieme al mitico Eugenio Monti, a cui ha accennato prima Alda Zaccariotto, e del quale vedremo presto, non so esattamente quando, ma una fiction o un film, insomma, sulla Rai, che proprio stanno presentando in questi giorni un film proprio sulla storia di Eugenio Monti. Bene, questo signore che vedete che sta per partire, Roberto Zandonella, era sul bob assieme a Eugenio Monti quando nel 1968 a Grenoble l'Italia vinse l'oro nel bob a 4. Eccolo in via Galilei. Roberto Zandonella è stato invitato a partecipare a questo diciamo, trasporto della fiamma tricolore. Lui l'ha già portata nel 2006, questa volta ha un'emozione diversa, non solo perché ha 20 anni in più, ma anche perché appunto è nella sua città di adozione, perché lui sarebbe cadorino di Dosoledo, ma vive a Vittorio Veneto da tantissimi anni, dove appunto ha fatto crescere anche generazioni di sciatori col suo impegno, specialmente con i bambini piccoli della Scinottoli Vittorio Veneto. Vediamo che sta camminando, sorridendo. Mi aveva detto Roberto Zandonella, lo chiamerò Zando perché tutti lo conoscono come Zando, mi aveva detto: Zando, sì, ho accettato l'invito volentieri a portare la fiaccola, alla condizione di poter solo camminare, perché se mi chiedevano di correre sarebbe stato un problema. Non so l'età esatta, ma penso che gli 80 siano stati superati e, come vedete, li porta comunque egregiamente, e saluta anche gli spettatori che lungo il percorso lo stanno sicuramente acclamando. Secondo la mappa, diciamo, che ci è stata fornita, dovrebbe esserci la scherma Vittorio Veneto e il rugby Vittorio Veneto, che appunto accompagnano in questo tratto assieme al Kodokan Judo, laboratorio marziale, e poi andando avanti pallacanestro Vittorio, sempre in via Galilei, pallacanestro Vittorio Veneto e Rolly School. Per allora, Marco, dicevamo di questi impianti sportivi che crescono, c'è anche, abbiamo citato i gruppi di cammino, a Vittorio Veneto, come altri comuni, anche attraverso l'USL, lo sport viene promosso non solo per l'agonismo ma anche per la salute. Sì, assolutamente, lo sport innanzitutto è per quello, per la salute di ogni singolo cittadino, poi se c'è chi ha la voglia, l'interesse e la forza di fare anche dell'agonismo, ben venga. Noi comunque lo promuoviamo in tutte, diciamo, le attività che riusciamo a mettere in campo. Abbiamo anche uno straordinario paesaggio di cui siamo... Scusa se ti interrompo, Marco, perché Roberto Zandonella ha finito la sua fatica, sta passando la sua fiaccola al tedofolo che la sta seguendo. Scusa. Sì, dicevo che il paesaggio che ci circonda ci permette anche di godere, di fare attività sportive all'aperto. Questo è sicuramente un altro dei punti di eccellenza della nostra città, perché appunto siamo ricchi di percorsi sia ciclabili che pedonali che ci permettono appunto di stare in mezzo alla natura e poter comunque fare delle attività sportive. Quindi questa è una peculiarità sicuramente notevole della nostra città. Ti offro un altro assist, stiamo vedendo persone camminare in mezzo alla strada per Vittorio Veneto e biciclette, magari meno perché piove, ma insomma l'idea di vedere una Vittorio sempre più pedonale e ciclabile so che vi piace. Sì, piace a noi, mi piace soprattutto alle persone che quotidianamente, posso dirle insomma con una certa sicurezza, ce lo richiedono, perché appunto sia per le proprie caratteristiche urbanistiche della città, ma anche per il fatto che sia appunto immersa nel verde, è una città vissuta molto da chi si muove a piedi e in bicicletta. In questo caso le infrastrutture sono un po' più complicate da inserire nel tessuto urbano, perché naturalmente l'equilibrio tra chi
giustamente si deve muovere in auto, deve poter parcheggiare, e chi voglia godere un po' di una mobilità lenta, non è sempre facile da riuscire a trovare, però è un equilibrio che stiamo cercando, insomma, ecco. State cercando anche con delle idee che ci hai raccontato sui quotidiani e sui settimanali della settimana che si sta concludendo. Vediamo in questo tratto la tedofora addirittura corre, e anche questo è un bel segno, insomma c'è chi cammina, c'è chi corre, vedete la staffetta della polizia stradale, anche il nostro cameraman comunque sta correndo se riesce a tenere il suo passo, e ringraziamo di nuovo Michele D'Almagro e Mirko Andreetta che si fanno anche loro la loro passeggiatina. Loro a differenza dei tedofori non si fermano dopo 200 metri, ma si faranno tutto il percorso, e li accoglieremo sicuramente qui al Sacrario delle Bandiere, dove siamo ospitati al calduccio, anche se non c'è il riscaldamento, ma sicuramente stiamo meglio che fuori, dove purtroppo l'aria seravallese e la pioggerella non sono certo molto gradevoli, mettiamola così. Vediamo che c'è un altro cambio di tedoforo, siamo all'altezza di via Galilei ancora, ce ne sarà ancora un piccolo tratto, viene istruito il tedoforo anche su come tenere la fiaccola. È chiaro che c'è tutto un cerimoniale, ci è stato detto che ai tedofori è stato dato un volumetto addirittura con tutte le istruzioni per come dovevano comportarsi. Intanto salutiamo Marco Dus, buona giornata, se eventualmente ci sentiamo dopo. Dicevo che ai tedofori è stato dato un volumetto, siamo all'altezza di via 24 maggio per la precisione, un volumetto con tutte le istruzioni di come si dovevano comportare, cosa dovevano fare, cosa potevano fare, cosa non potevano fare. È stato dato come ricordo, avranno sicuramente oltre all'emozione anche questo abbigliamento che vedete indossano, questa giacca che copre, una giacca antipioggia, antivento, e dei pantaloni oltre al berretto e ai guanti. Questo sarà oltre all'emozione il ricordo tangibile che rimarrà a tutti i 10.001 tedofori che in queste settimane stanno accompagnando la fiamma, che è partita in novembre, se non ricordo male, da Olimpia, e il 6 febbraio accenderà il braciere nello stadio di Giuseppe Meazza, detto San Siro, a Milano, nella cerimonia, diciamo, di inaugurazione ufficiale di queste Olimpiadi Milano Cortina 2026. Siamo in via Galilei, tra poco ci sarà una curva a sinistra lungo via Da Vinci, attraverso la quale si sboccherà sul viale della Vittoria, il viale principale del centro cittadino, che poi verrà percorso in tutta la sua lunghezza verso nord, quindi si entrerà in via Cavour, e alla conclusione di via Cavour ci sarà la curva e l'ingresso negli ultimi metri, qui dove ci troviamo in piazza Foro Boario, all'ingresso di Serravalle. Vediamo che siamo ancora in via Galilei, all'incrocio con via Scrizzi in questo momento. Questa tedofora cammina, non è come altri che hanno corso. Penso che siamo arrivati al cambio, ecco lì il nuovo tedoforo, cambio anche di fiaccola, vedete che ogni qualche passaggio viene sostituita anche la fiaccola, si accende quella nuova e si è pronti a partire. Tra pochi metri si svolterà, come detto, verso sinistra per entrare in via Da Vinci, il breve tratto di via Da Vinci, per poi entrare in viale della Vittoria. Vediamo che c'è un attimo di attesa, partono i mezzi, parte la carovana e parte anche la nuova tedofora, accompagnata dai 4 angeli custodi che garantiscono e danno anche una sua, diciamo, conformazione al plotoncino che sta accompagnando il fuoco. Vedete che la fiamma resiste nonostante il vento e la pioggia, perché, come detto, la fiaccola è stata studiata ovviamente apposta, le persone anche alle finestre che salutano. È davvero una attività, diciamo, un'iniziativa semplice nel suo che una persona che passa con una fiaccola, però è sicuramente emozionante proprio per il significato che rappresenta il fuoco che è stato acceso a Olimpia, come ogni volta che ci sono delle Olimpiadi, siano esse estive o invernali, parte da Olimpia dove si sono svolte le prime Olimpiadi della storia e arriva nella destinazione dove
a rotazione le manifestazioni olimpiche si organizzano e si svolgono. Siamo nell'ultimo tratto di Via Galilei, uno dei due tratti lunghi, uno verso nord, nella direzione sud-nord, uno è su Via Galilei, l'altro è il Viale della Vittoria, dal quale tra pochi metri ci si inserirà. Adesso vedete c'è stata la curva verso Via Da Vinci, un breve tratto di Via Da Vinci verso ovest in questo momento, e quando si entrerà sul viale saremo in Viale della Vittoria. Vedete il tratto, il tedoforo saluta, c'è sicuramente le persone che richiamano e che salutano il fuoco al passaggio, c'è un nuovo cambio. Vedete il nuovo tedoforo ha già preso in mano la fiaccola, e nel frattempo, se sentite dei rumori di fondo, è arrivata la sindaca, che invitiamo presto a raggiungerci qui in postazione. Intanto sta per partire il nuovo tedoforo e sta per partire l'ultimo tratto di Via Da Vinci. Ciao sindaca, adesso presto avremo modo di parlare, vediamo, anzi sindaca, vediamo, vedi in diretta che stanno per entrare in Viale della Vittoria per poi risalire e passare davanti al municipio, eccetera eccetera. Allora, sei stata alla partenza, che aria c'era? Aria intendo come spirito più che l'aria, il vento. Direi che c'era uno spirito olimpico in tutti i sensi, la gente era molto emozionata, molto felice di essere lì in quel momento, anzi ringrazio tutti i cittadini anche del comune di Vittorio Veneto, ma anche delle altre città che si sono riversati qui da noi, e penso che sia un momento veramente emozionante per tutti, carico di valori universali di pace, solidarietà, fratellanza, e si sente veramente, più ci avviciniamo alle Olimpiadi, più il calore delle persone sale, quindi per noi è veramente bellissimo. Grazie al comitato Milano Cortina che ha scelto la città di Vittorio Veneto, grazie all'organizzazione, mi sento di ringraziare la polizia locale, le forze dell'ordine, tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo importante evento. Se posso dire, da vittoriese, il fatto di vedere anche tutta questa gente, comunque nonostante la giornata, il meteo eccetera, che segue questa, che comunque è una cosa molto semplice, perché oltretutto, con tutto il rispetto, non ci sono personaggi del mondo dello sport, così, sono persone qualsiasi che portano la fiaccola, eppure c'è tanta gente, e questo secondo me per uno sportivo è bello da vedere, no? Assolutamente sì, come dicevi tu, i tedofori che sono 17, innanzitutto li ringraziamo, sono gente comune, un insegnante di educazione fisica, una mia collega, poi c'è un'altra figlia di un altro collega vittoriese, Roberto Zangonella, per quello che sta facendo. Ringraziamo veramente tutti e si sente appunto, come hai detto tu, il calore delle persone che mettono del loro su quello che questi tedofori stanno portando avanti con tanta emozione. E, insomma, bello che le persone rispondano in modo così forte a questo appello che arriva appunto per queste Olimpiadi. Io auguro a tutti gli atleti una buona Olimpiade, e soprattutto a tutto il territorio, insomma, di guadagnare in termini anche di valori, ripeto, di condivisione, del rispetto anche del territorio e di quello che offre un'Olimpiadi. Stiamo vedendo anche un nuovo cambio di tedoforo. I tedofori ormai sono diversi, quelli che hanno già concluso la loro fatica, chiamiamola fatica, insomma erano questi 200 metri, più che altro hanno concluso la loro emozione forse, e siamo quasi in Piazza del Popolo, siamo in Viale della Vittoria, riparte la carovana. E ci sono anche lungo la strada, le abbiamo citate, diverse associazioni. Adesso siamo all'altezza di Viale della Vittoria, quindi dovrebbero esserci la pallacanestro Vittorio Veneto con Rolly School, e poi più avanti all'altezza del piccolo rifugio, ma dobbiamo aspettare ancora un po' perché c'è la Piazza del Popolo e poi la parte nord del Viale della Vittoria. Ci saranno i Lupi del Cansiglio, i Falcons e l'Eurobike, associazioni sportive che hanno a che fare con la disabilità, quindi onore al merito. E è bello anche che si siano ritrovati proprio davanti al piccolo rifugio, che partecipa con calore e con entusiasmo al passaggio proprio davanti alla loro struttura della fiaccola olimpica.
Sindaca, c'è stata questa partecipazione anche delle associazioni sportive, mi sembra un bel segno anche questo. Assolutamente sì, quando abbiamo saputo appunto che la Fiamma Olimpica transitava per Vittorio Veneto abbiamo coordinato insomma le associazioni sportive che hanno risposto con molto entusiasmo a questo appello e appunto stanno portando i loro atleti, i loro ragazzi a vedere appunto la Fiamma, e quindi le associazioni sportive che sono poi fulcro della nostra città, su cui gira attorno tutta una serie di impegni. Guarda quanta gente c'è adesso in Viale della Vittoria, dove ci sono appunto le associazioni, e questo per noi è molto importante e dà anche risalto alla loro attività, quello che fanno quotidianamente, portando avanti con tanta dedizione e sacrificio il bene dei ragazzi, che è l'attività sportiva, non solo dal punto di vista salutare e di sport, ma anche da un punto valoriale, ecco, che dicevamo prima. Certo, adesso vediamo che c'è un nuovo cambio di tedoforo, qui si cambia anche la fiaccola, vediamo che c'è l'accensione della nuova fiaccola e appunto il tedoforo sta per partire esattamente davanti al municipio. Vedi le tue finestre chiuse, Sindaca, perché sei qua, oggi non si lavora in municipio, si lavora sul territorio e si sta per partire. Sì, assolutamente sì, volevo anche ricordare che con me alla partenza c'era il sindaco di Revine Lago Magagnin. Scusate, adesso c'è anche un fuori programma, c'è una fiaccola storica, se non ricordo male, se non ho capito male, è una fiaccola del 1956 dell'epoca, che un vecchio tedoforo ha voluto avvicinare, almeno avvicinare, mi pare che non le abbiano lasciate accendere, ma comunque c'è stato questo ideale contatto tra la fiaccola di dunque 56 arrivare al 2026, sono 70 anni, dopo 70 anni la fiaccola ha ancora sfiorato di nuovo il fuoco delle Olimpiadi. Stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto. Sì, stavo dicendo che con me alla partenza e anche qui all'arrivo c'è il sindaco di Revine Lago Magagnin e l'assessore di Tarzo Simone Baldassar, che sono venuti anche loro qui ad accogliere la Fiamma Olimpica, e quindi è bello anche, voglio dire, c'è una condivisione di tutto il territorio, quindi è l'unione anche delle forze dei sindaci e del territorio in onore delle Olimpiadi. Beh, allora a questo punto, Sindaca, chiamiamo anche il sindaco di Revine, così sentiamo anche da lui due parole. Intanto vediamo il tedoforo che sta percorrendo il tratto, diciamo, più a nord del Viale della Vittoria. Chiediamo al sindaco Magagnin di pazientare un attimo, stiamo per passare davanti al piccolo rifugio, questa struttura molto nota ai vittoriesi, non solo, che sta attendendo con trepidazione il passaggio proprio davanti a loro della fiaccola olimpica. In quella zona ci saranno i Lupi del Cansiglio, i Falcons, Vittorio Veneto e l'Eurobike, 3 associazioni sportive che lavorano con i ragazzi con disabilità, e quindi eccoli qua, stiamo per arrivare all'altezza del piccolo rifugio, e appunto è bello anche che ci sia questa partecipazione un po' globale. Allora, a proposito di globalità, siamo a Vittorio Veneto, ma abbiamo di fianco a noi il sindaco di Revine Lago, Massimo Magagnin. Anche questo fatto di essere qui fuori dal vostro comune è un bel segno di partecipazione, no sindaco? Beh, sicuramente, come dico spesso da qualche anno a questa parte, si guarda anche oltre il proprio orticello. In questo caso non avrei potuto fare altrimenti, però ringrazio ovviamente Mirella, sindaco di Vittorio Veneto, per l'invito. È un'occasione che non si poteva assolutamente perdere, perché chissà quando ci ricapiterà. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per ospitare qui questo 49esimo passaggio di tappa. Sappiamo che da oggi comunque inizieremo anche a toccare la provincia di Belluno, che è sede vera e propria della 25esima Olimpiade invernale.
Bello, peccato per il tempo, ma da una parte ricordo siamo a gennaio, siamo in pieno inverno e sono le Olimpiadi invernali. Qui piove, ci sono 5 gradi, speriamo che nel Bellunese ci sia qualche fiocco di neve. Abbiamo già detto prima che il passaggio a Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina, perché fino adesso non c'era, oggi c'è neve, quindi abbiamo portato la neve a Cortina, vendiamola così, insomma, questa giornata di pioggia. Sindaco, hai giustamente detto appunto il fatto di collaborare e guardare oltre il proprio orticello. Ci siamo visti qualche giorno fa in municipio quando si parlava del bilancio, diciamo, dell'attività della polizia locale, questa è la conferma che guardate oltre il vostro orticello. Intanto, scusa, mi fermo perché siamo davanti al piccolo rifugio, l'abbiamo detto che c'era appunto questo momento, non ci saranno soste, non sono previste dal cerimoniale, però c'è il passaggio, il saluto della grande famiglia del piccolo rifugio e delle associazioni che sono lì a salutare il passaggio, il cambio del testimone, del cambio della fiaccola proprio davanti al piccolo rifugio. Dicevamo il fatto di avere questa attività di polizia locale assieme dimostra che è vero quello che ha appena detto, cioè che si comincia a ragionare non sotto il proprio campanile, ma guardando un po' con lo sguardo più alto. Nel 2026, ormai è in piedi da diversi anni, circa 9 anni, direi che è necessario unire le forze. Bene, allora adesso voi dopo rimarrete qua o andate a cogliere la fiamma che arriva, ci sono le bandiere che sventolano, sapete che fuori di qua c'è molto vento, comunque buon lavoro. Grazie. Grazie e ringrazio la Tenda TV per il lavoro che sta facendo, grazie tante. Ringraziamo anche la consulta dell'associazionismo combattentistico ed Arma che ci sta ospitando in questo posto che sicuramente è più coperto di quello che c'è fuori. Buon proseguo, buona giornata a tutti. E buone Olimpiadi anche a voi, grazie al sindaco di Revine Lago Massimo Mangagnin e alla sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana che ci hanno appunto portato la loro testimonianza. Siamo ormai con i tedofori abbastanza vicini perché come vedete siamo in via Cavour, in fondo a via Cavour, alla semicurva di questa via adesso c'è un ulteriore cambio di tedoforo, cambio anche di fiaccola. In fondo a questa semicurva ci sarà la curva a destra e l'ingresso in Foro Boario dove ci sarà appunto l'ultima tappa, l'ultimo tedoforo per questa tappa vittoriese. Giustamente la sindaca di Vittorio Veneto e il sindaco di Revine Lago ci hanno lasciati per andare a accogliere la fiamma che hanno salutato alla partenza e vanno ad accoglierla all'arrivo di questi circa 3 chilometri di trasferimento. Tanto siamo qui all'interno della chiesetta Sacrario delle Bandiere, chiaramente se sentite dei rumori di fondo ci può stare perché ci sono tutti i vari corpi, le varie associazioni che sono qui a ospitarci e sono anche qui a tenere i loro gonfaloni. Stanno arrivando, forse si sentono anche i rumori di fondo, sta arrivando la carovana perché appunto mentre vediamo inquadrata una tedofora in via Cavour, l'inizio della carovana è già arrivata in Foro Boario, al di fuori della nostra sede. È chiaro che ci sarà qualche rumore di fondo, intanto i rappresentanti delle varie associazioni d'Arma si spostano dal Sacrario con i loro gonfaloni e anche questo momento, diciamo, solenne dell'arrivo della fiamma olimpica viene salutato con i loro gonfaloni che appunto accolgono con tutti gli onori l'arrivo della fiamma. Nel frattempo vediamo questo, forse è il penultimo tedoforo o ultimo, è Vanessa Tonon, un'atleta che anche lei ha ottenuto di poter portare la fiaccola in questo ultimo tratto. Invece il presidente degli alpini Maurizio Casetta e il vice Roldano De Biasi portano
un braciere, un mini braciere che è contenuto all'interno del Sacrario delle Bandiere dove ci troviamo, lo portano all'esterno e dove verrà probabilmente acceso questo gesto simbolico della fiamma che arriva a Vittorio Veneto e viene acceso il braciere. Chissà se i nostri cameraman riusciranno a inquadrare il momento in cui verrà acceso il braciere. Intanto siamo nel tratto finale di via Cavour dove c'è appunto l'ultimo passaggio. Forse sentite in sottofondo il rumore, la musica e il vociare dei mezzi della carovana che sono già arrivati con gli sponsor tecnici delle Olimpiadi che precedono appunto la carovana con i tedofori e i 4 accompagnatori che vedete vestiti di blu, mentre il tedoforo ovviamente è quello bianco. Il tedoforo sta facendo la curva in via Cavour e quindi siamo arrivati al traguardo, chiamiamolo così, di Foro Boario, dove ci sarà appunto gli ultimi passi del tedoforo vittoriese prima di spostarsi, prima che il fuoco venga rimesso nella lanterna che verrà trasportata fino a Valdobbiadene, dove ci sarà la successiva tappa. Abbiamo detto che dopo Valdobbiadene ci sarà la tappa di Feltre, la tappa di Trichiana e si concluderà la giornata con l'arrivo nella città capoluogo di Belluno. Vediamo che questo è il momento, ecco, vediamo esattamente il momento in cui il braciere che era qui in fianco a noi fino a qualche istante fa, contenuto all'interno del Sacrario delle Bandiere, doveva essere acceso, ma con la stessa severità con cui non è stato concesso di accendere la fiaccola del vecchio tedoforo, il fuoco è stato portato avanti e vedete che si sta arrivando all'ultimo momento di questa tappa vittoriese, quando il fuoco verrà riconsegnato alla lanterna. Vedete che c'è l'accensione della lanterna che verrà trasferita sugli automezzi per essere portata poi a Valdobbiadene per la prossima tappa. Vediamo questo momento solenne, la fiamma è stata trasferita, il tedoforo viene portato a conclusione e i volontari accompagnatori del tedoforo salutano la folla e la carovana ripartirà da Vittorio Veneto per dirigersi, come si diceva, verso Valdobbiadene. In piazza Foro Boario adesso è coperta, diciamo, dalla folla che si era radunata a vedere il traguardo. C'era anche un'installazione, non so se in qualche maniera riusciamo a inquadrare Olimpia, l'opera realizzata da l'artista vittoriese, la vedremo dopo, adesso c'è troppa gente, comunque intanto ve la racconto. Olimpia, l'opera realizzata da Maurizio Armelin, l'artista vittoriese, con l'ausilio di Metalmont, rappresentano i 5 volti che rappresentano le 5 etnie della terra nei 5 colori dei 5 cerchi olimpici, che sono i 5 colori che rappresentano i 5 continenti. Questa installazione che in questo momento è qui in Foro Boario ad accogliere. Ecco, abbiamo acceso finalmente anche la fiaccola del 1956, all'epoca veniva lasciata ai tedofori, adesso come sappiamo le fiaccole non vengono lasciate ai tedofori che le hanno portate. Dicevo, questa installazione è stata realizzata e posizionata ad accogliere la fiamma olimpica e poi successivamente verrà posizionata in una struttura sportiva vittoriese. Ecco, vediamo l'ultimo tedoforo di oggi con la fiamma che è stata portata qui a Vittorio Veneto. Nel frattempo la fiamma se ne sta già andando, quella che deve proseguire verso Milano, e si è fermata un pezzo di fiamma nella vecchia fiaccola che fu usata nel 1956
proprio in occasione delle Olimpiadi, delle prime Olimpiadi invernali di Cortina 1956. Vedete sulla destra l'automezzo che porta i volontari che hanno, diciamo, scortato i tedofori, e la fiamma al suo interno nella lanterna che abbiamo visto accendere, e si saluta. Vedete che è proprio una tappa di transito, si sapeva che lo era e così è stato, senza soste, senza discorsi. La fiamma se ne va con la sua carovana verso la prossima tappa. Vediamo che ancora la grande mole di gente non lascia, diciamo, in senso buono passare gli automezzi della carovana. Intanto c'è la fiaccola del 1956 che arde. Anche questo è un modo per ricordare l'evento del passaggio della fiaccola olimpica. Anche allora passò per Vittorio Veneto verso il Cadore, dove appunto andò a accendere il braciere, che quella volta era sistemato a Cortina d'Ampezzo, mentre, come abbiamo detto, quest'anno in questa doppia sede di Olimpiadi il braciere sarà a San Siro. Sta per arrivare, sembra, una tedofora anche qui da noi. Tanto vediamo le immagini. Vediamo le immagini della fiaccola che se ne va, e intanto ci ha raggiunti in postazione l'ultima tedofora. Allora, ti chiami? Vanessa Tonon. Ok, ti avevamo già presentato. Allora, sei stata l'ultima, quindi hai portato la fiaccola nel tratto, diciamo, più importante. Raccontaci un po' l'emozione che hai vissuto. Dall'inizio alla fine è stata un'emozione pazzesca, perché comunque abbiamo incontrato tante persone che ci hanno messo a nostro agio, e vedere Vittorio Veneto, entrambi i lati della strada pieni, è un'emozione. Hai la voce che ti trema, sei davvero emozionata. Sì, molto, molto. Ascolta, ti sei iscritta tu in questo portale, e cosa ti ha spinto a farlo? Mi ha spinto perché in realtà era un percorso che io ho fatto anche una tesi di laurea, quindi durante una pubblicità di Sanremo ho mandato la candidatura, e poi a novembre mi è arrivata la risposta e sono contentissima. Ecco. Hai fatto una tesi di laurea su queste cose? Sì, assolutamente. E cioè, esattamente? Dal punto di vista di marketing territoriale. Ecco. Ah, ok, quindi L'organizzazione, un po' la storia di quello che sono stati i Giochi Olimpici in Italia, a Cortina, a Torino, e poi arrivando alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco. tu sei una sportiva, giusto? Io sono una sportiva, gioco pallavolo in Serie C, quindi Vittorio Veneto, Aurora Volley Vittorio Veneto, e eccomi qua. E quindi per uno sportivo portare la fiaccola olimpica, non so se ti rendi veramente conto di cosa hai fatto. Sì, faccio parte di quei 10.001 e sono veramente entusiasta adesso si chiude un ciclo, ecco, diciamo, del personale. Ecco. Ascolta, sappiamo che le Olimpiadi sono diciamo, l'evento principale di tutti gli sport, ha un sapore diverso anche da tutti gli altri campionati, tutte le altre manifestazioni. I valori olimpici per una sportiva che comunque gioca a uno sport di squadra, come li senti, come li provi? Sicuramente le emozioni sono sempre forti, ovviamente quando ero grande così immaginavo di arrivarci alle Olimpiadi, non è possibile per tutti, ecco, però ci sono altri modi per arrivarci, ecco, e mai perdere la speranza. In un certo senso hai partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sì. Ok, grazie Vanessa, complimenti, e ci ha raggiunto un altro tedoforo. Vieni, raggiungici qua. Buongiorno, intanto presentati. Io sono Lorenzo, vengo da Treviso e oggi per me è un grandissimo onore, piacere aver portato a fiaccola olimpica, è stato un momento indimenticabile. Sei uno sportivo anche tu? Esattamente, sì, bravo. E che sport pratichi? Io sono uno schermidore, però ho una grandissima passione anche per lo sci, quindi diciamo è perfetto. Sei Esatto.
il notizia. Esatto. Okay. Ascolta, spiegaci un po', perché è una curiosità anche questa, ci sei anche tu probabilmente iscritto tramite il portale per fare il tedoforo, ma hai scelto tu la destinazione di Vittorio Veneto o ti è stata assegnata? No, mi è stata assegnata, io sono di Treviso appunto come ho detto prima, però per me andava benissimo, mi è stato detto Vittorio Veneto, io non ho potuto dire assolutamente di no, anzi una bellissima città, un bellissimo paese, una grandissima accoglienza, devo dire che nonostante la pioggia tanta gente è scesa per supportarci e questo devo dire un grazie a loro. Ascolta, l'emozione, Vanessa aveva la voce che gli tremava, te sei un uomo e trema un po' meno, però l'emozione c'è stata. No, assolutamente, l'emozione è dentro, cerco di contenerla, ma è grandissima e fortissima. Devo dire che rimarrà un ricordo indelebile quello che ho vissuto, però questo anche grazie appunto a tutte le persone, tutti i bambini e bambine che erano intorno e mi salutavano, questo è un bellissimo ricordo. Bene, grazie allora e complimenti a questo nuovo tedoforo che ci ha raggiunti e salutati, e vediamo che intanto nella chiesetta Sacrario delle Bandiere c'è ancora in corso una specie di nuova accensione del braciere. Roldano De Biasi è da questa mattina che sta cercando di organizzare questa cosa e ce la faremo, perché tra poco abbiamo 2 tedofori che accenderanno, lo vediamo in questo momento, il vecchio braciere. E intanto ci sono le dichiarazioni ufficiali anche dei nostri 2 tedofori che abbiamo sentito, una pallavolista e uno schermidore sciatore che hanno portato la fiamma fino a qui al Foro Boario. Adesso hanno questo onore supplementare, diciamo fuori protocollo, di accendere addirittura il braciere. E siamo inquadrati, quindi possiamo pure procedere con l'accensione del braciere. Speriamo che non esploda, ma insomma ce la possiamo fare. C'è un braciere particolare, ecco che vediamo l'accensione del braciere di Vittorio Veneto. Eccolo qua, la fiamma è arrivata al Sacrario delle Bandiere e adesso è accolta con un applauso un po' timido, ma sapete perché è timido? Perché sono tutti con il cellulare in mano, perché vogliono riprendere il momento così diciamo importante e simbolico, tutti col cellulare in mano. Giustamente il nostro amico Roldano De Biasi ci ricorda che questa braciere è la fiaccola della pace che nel 2018, il centenario della conclusione della Grande Guerra, bruciò e fu accesa appunto qui a Vittorio Veneto nel ricordo della conclusione della Grande Guerra, appunto la fiaccola della pace, la stessa fiaccola della pace che oggi è stata accesa qualche istante fa qui in diretta per gli telespettatori della Tenda TV. Pensate che tutta la gente che è qui fuori al Foro Boario non ha visto questo momento, che solo voi che siete collegati sulla tenda riuscite a vedere. I nostri 2 tedofori, giovani tedofori che hanno acceso questa fiaccola della pace, grazie appunto all'idea di Roldano De Biasi che una ne fa e 100 ne pensa, è riuscito a inventare anche questa cerimonia all'interno di un luogo così diciamo simbolico e importante qual è il Sacrario delle Bandiere, che contiene gonfaloni di tutte le associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, ma non solo di Vittorio Veneto, e merita sicuramente una visita, e grazie alla consulta che ci ha ospitato e ci sta ancora ospitando per questo momento. Adesso vedete avevate visto fino a qualche istante fa le telecamere che inquadravano l'esterno del Sacrario delle Bandiere con tutta la gente che guarda quello che sta succedendo all'interno, cioè l'ascensione di questo braciere. Ringraziamo i nostri 2 tedofori che ci salutano e vanno e abbandonano il Sacrario delle Bandiere. Nel frattempo sono arrivati i nostri 2 grandi, anzi inviterei i nostri 2, dopo, i nostri 2 operatori, c'è tempo, volevo vedere se avevano ancora un po' di sangue che circola per parlare. Intanto c'è il braciere che continua ad ardere, bisogna prestare attenzione. Potrei chiamare però qui di fianco a me
il presidente, anzi mi sposto io, regia. Abbiamo il super mega presidente. Adesso vediamo se ci inquadrano, Presidente. Guarda, di fianco alla Fiaccola della Pace. Siamo in diretta, Presidente. Perché si sta bene qui. Beh, siamo stati già bene qui dentro, adesso col fuocherello ancora meglio. Ancora meglio, esattamente. Ascolta, allora Presidente, Maurizio Caseta, Presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Gli alpini non possono mai mancare in queste occasioni così. Assolutamente no. Però ti do una notizia, se non sai, domani mattina la tappa che va da Pieve di Cadore a Valle di Cadore sarà fatta come Tedofori da 266 alpini. Ah, solo alpini? Solo alpini. Ci sarà anche Maurizio Caseta? Certo. Ma con la Fiaccola? Con la Fiaccola, andremo su con la Fiaccola tutti quanti, faremo una ventina, 16-20 metri a testa e... No, ma davvero 16-20 metri? Sì, certo, siamo in 260, sono 4 km e 8 di percorso, per cui basta fare un conto molto, molto semplice. Bene, abbiamo dato anche questa, sai che la comunicazione rispetto a queste iniziative dei Tedofori sono sempre molto segrete. Adesso intanto che parliamo ci danno delle cose da fuori onda, però adesso vedremo tra poco l'accensione della Fiaccola, l'abbiamo già vista prima, ma adesso vedremo dal braciere, dalla Fiaccola della Pace del 2018, la Fiaccola del 1956 di Cortina che verrà accesa. Adesso non appena la regia ci darà il segno che si può fare, noi lo faremo. Possiamo farlo. Accendiamo la Fiaccola, ecco, immortalato dalle telecamere. Speriamo che non bruci tutto il sacrario qua, ma insomma adesso vediamo se ci vuole un attimo perché ha 70 anni per cui... sì. Niente. Bisogna insistere forse. Ok. Esatto, vediamo questo in questa inquadratura della Fiaccola con i 2 Tedofori. Spostiamoci, Presidente, perché qua siamo di troppo. No, stammi pure di qua. Allora vediamo in questo momento inquadrata la Fiaccola del 1956 tenuta dai 2 Tedofori che sta per... forse non si accende, evidentemente il carburante non è più efficace. Comunque è bello questo momento con 2 Tedofori del 2026 che tengono la Fiaccola del 1956, 70 anni dopo la Fiaccola è ancora presente e a differenza loro purtroppo la Fiaccola un tempo veniva lasciata ai Tedofori, adesso a loro rimane solo il ricordo, l'emozione, ed ecco l'applauso per questo momento. Allora Presidente, spendiamo anche 2 parole di questo luogo che ci ospita, il Sacrario delle Bandiere, e c'è questo luogo di grande ufficialità e grande istituzionalità. Qual è il Sacrario? C'è anche il Presidente Prodromo. C'è anche il Presidente Prodromo che è il titolare, diciamo, della consulta e per cui ha in gestione questo Sacrario delle Bandiere. Lui può essere molto più preciso di me nel spiegare il Sacrario delle Bandiere. No? Va bene, allora Presidente, in 2 parole spieghiamo ai nostri telespettatori che hanno seguito una manifestazione sportiva che quindi è tutt'altro, ma spieghiamo, abbiamo detto che siamo nel Sacrario delle Bandiere, spieghiamo cosa contiene questo Sacrario. Questo Sacrario è da 12 anni che le associazioni Dharma tengono i valori alti di questa memoria. La cosa a cui io tengo moltissimo è che la consulta ha dato vita di nuovo all'Associazione Nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, dove questo gonfalone rappresenta 1.250.000 medaglie d'oro dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Quindi noi attraverso, ripeto, le associazioni Dharma teniamo molto a questa cultura e continuiamo ad esserlo a disposizione soprattutto della città di Vittorio. Allora, diciamo una cosa ai nostri telespettatori: se una persona volesse visitare il Sacrario, come può fare? Il Sacrario è aperto tutti i lunedì e la prima domenica dove c'è il mercatino. Quindi la prima domenica del mese e tutti i lunedì, e che orari più o meno? Sono molti dalle 9 alle 12 alla domenica e dalle 15 alle 18 e tutti i lunedì dalle 9 a mezzogiorno. E quindi ci sono molte richieste.
che sia più aperto questo sacrario, perché ripeto, soprattutto questo gonfalone è molto importante, perché erano molti anni che non sfilava più a Roma, adesso sono 3 anni che sfila sulle prime campagnole a Roma, e il capo di quest'ordine è il Presidente della Repubblica. Quindi, niente meno. Vi ringrazio e buona continuazione. Bene, grazie a voi, grazie al Presidente Prodromo che ci ha ospitati, grazie al Presidente Maurizio Casetta, mi raccomando fate allenamento perché domani vi aspetta una fatica per portare la fiaccola verso Cortina. Allora intanto continuiamo a vedere dalle immagini della piazza che c'è ancora molta gente che guarda verso la nostra chiesetta, chissà, si chiederanno cosa sta succedendo qua dentro. Nel frattempo arde e scalda anche la nostra fiaccola della pace. Allora io vorrei chiamare qua di fianco a me Roldano De Biasi, vieni Roldano. Allora spiegaci in 2 parole, visto che abbiamo fatto questa cosa, spiega bene la storia di questa fiaccola, la fiaccola della pace. Nel 2018, durante tutte le manifestazioni che si sono svolte a Vittorio Veneto, la città ha simboleggiato la ricorrenza attraverso l'accensione di un cero. Mi giro e lo porto qua. Adesso arriva il cero, Eccolo qua. Questo cero è rimasto acceso durante tutti i raduni delle associazioni Dharma. Poi alla fine dell'anno è stato donato dalla città alla consulta delle associazioni perché lo venisse custodito all'interno di questo sacrario assieme a tutte le altre bandiere, e noi così abbiamo fatto. Oggi ci è apparso significativo che il passaggio della fiamma olimpica potesse dare origine anche all'accensione di questo cero che viene indicato come cero della pace, e così non tanto il cero ma piuttosto un braciere ha ricevuto simbolicamente questo passaggio dal fuoco di Olimpia, pace, al braciere della città di Vittorio Veneto, città della pace. Grande idea, bravo Roldano. Ricordiamo che nella storia quando c'erano le Olimpiadi si fermavano le guerre, quindi è la massima espressione della pace lo svolgimento delle Olimpiadi, quindi è giusto metaforicamente che anche a Vittorio Veneto la fiaccola della pace sia stato, il braciere della pace sia stato acceso proprio in occasione dell'arrivo della fiamma olimpica. Intanto prosegue la gente a calcarsi nella piazza, vedete, mi sembra che non piova, però gli ombrelli sono aperti e probabilmente qualcosa viene giù dal cielo, e c'è stata questa accorrere, diciamo, di tutta la gente che ha seguito fin dal primo momento l'arrivo dei tedofori, li ha seguiti lungo il loro tracciato. C'era la carovana ufficiale seguita ovviamente dai nostri cameraman, però la gente si è accodata nonostante il maltempo, è arrivata fino qui alla tappa, diciamo al momento finale di Foro Boario, dove c'è stata l'accensione anche fuori programma, ma più che gradito. E c'è stata appunto l'accensione del braciere della pace come gesto finale di questa giornata, di questo passaggio della fiamma per la 3ª volta, come abbiamo detto, qui a Vittorio Veneto. Nel frattempo appunto c'è ancora la gente accalcata. Salutiamo il Presidente degli Alpini che, come ci ha detto, domani sarà chiamato con oltre 200 penne nere a fare da tedoforo. Mi raccomando che c'è anche neve, occhio che non si scivoli, perché adesso andate a allenarvi, bravi, bevete qualcosa di caldo perché domani ne avete bisogno, e mi raccomando, occhio al ghiaccio e alla neve. Per questo è un nuovo impegno anche dell'Associazione Alpini. Bene, allora intanto vediamo che, lo vedo io dalla porta del Sacrario delle Bandiere, che c'è tutta ancora la folla all'esterno. È stata bella la partecipazione della città, anche attraverso le associazioni sportive che sono state coinvolte dall'amministrazione comunale, le ultime che hanno accompagnato
la fiaccola verso gli ultimi metri sono stati la Scherma San Marco, poi la Ginnastica Vega, Pallavolo Costa e CAI Sci Vittorio Veneto, e ultimissimi proprio qui a Foro Boario, Sci Club Nottoli, Sci Club Vittorio Veneto, Circolo Ippico San Mamante e i Sub di Vittorio Veneto, Sub che hanno la sede proprio qui a 2 passi dal nostro Sacrario delle Bandiere. Tutti mi fanno segno che è arrivato Francesco Introvigne, l'avevo visto anche perché è alto 2 metri e Mestrolo, stavo finendo una frase. Allora Presidente Introvigne, quando uno è Presidente si continua a chiamare Presidente, giusto? Sì, dai, Presidente emerito, qualcuno past President, insomma lo spirito rimane quello, la funzione cambia. Io comunque continuo a chiamarla Presidente. Siamo qui in un momento così, diciamo, istituzionale, in un luogo così istituzionale, al termine di un momento istituzionale. Qual è il passaggio della Fiaccola Olimpico? Lei è stato un grande sportivo, anche diciamo, arbitro a alti livelli di calcio, per cui è un uomo di sport. È un momento bello che lo sport permette di portare anche la gente in strada. Assolutamente sì, ma coinvolge tutta la cittadinanza, il popolo, la nostra nazione nello spirito della sportività in assoluto. Tra l'altro io sono un tedoforo del 2006, ma onore vuole che lo faccia anche domani a Pieve del Cadore. Abbiamo sentito. Difatti di fronte a me c'è Maurizio, l'attuale presidente di sezione, con la quale condivideremo anche questa bella esperienza. Ma in questi giorni, che per altri versi sempre negli alpini sto girando l'Italia, ecco, ci dica perché gira l'Italia per gli alpini. Insomma, aver raccolto anche 1400 volontari tra gli alpini che danno una mano per l'organizzazione di queste Olimpiadi non è da poco, poi in tutti i vari ambiti, i vari settori, i vari servizi, anche questa è una soddisfazione, dimostra, ecco, la nostra disponibilità nel fare e nel fare gratuitamente. E la città ha risposto bene, nonostante il maltempo, c'era tanta gente lungo le strade per una cosa che di fatto è semplice, è solo una fiamma che passa portata da persone qualsiasi. La gente però va in strada, prende freddo e acqua, è bello questo, no? Certo, ma io credo che sia proprio nella semplicità il valore di questo evento, di questa manifestazione, nel senso che è molto coinvolgente, c'è un filo diretto anche di sentimento ed animo, e quindi questo è il bello, è alla portata proprio del popolo, della città comune, ed è anche una condivisione nello spirito proprio quello di unire i popoli nella pace soprattutto, ed è lo spirito anche che noi vogliamo perseguire. Bene, grazie a Francesco Introvigne, buon trasporto della fiaccola per domani. Ho già raccomandato a Maurizio Casetti di stare attenti perché sta nevicando, anzi tra l'altro abbiamo detto che a Vittorio Veneto, la tappa di Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina, quindi abbiamo portato bene. Ci voleva, perché ne sentivamo fortemente la mancanza. Del resto avere le Olimpiadi sulle nostre Dolomiti senza neve sarebbe stata una mezza tragedia, se non anche più. Quindi ben venga la neve, noi affrontiamo anche questi sacrifici volentieri, perché guardiamo, ecco, al futuro attraverso anche questo nostro modo di vivere il territorio. Bravi, grazie, viva sempre gli alpini, grazie agli alpini, e risalutiamo Francesco Introvigne, buon lavoro per domani. Grazie Alessandro, buon lavoro a voi. Grazie allora a Francesco Introvigne, che con gli alpini domani andrà a portare la fiamma. Nel frattempo ci ha raggiunto un'altra tedofora, presentati. Ciao, sono Eleonora. Ecco Eleonora, tu che tratto hai fatto più o meno? Io ho fatto qua in via Galileo Galilei. Ok, raccontaci, sei una sportiva tu? Allora, ho fatto ginnastica artistica sia a livello agonistico con la mia società Tarz, e ho partecipato anche a campionati nazionali, sì. Okay. Allora, da sportiva come hai vissuto, con che emozione hai vissuto questo, che è un momento, cioè, semplice in sé, però è molto importante? È stato un momento molto rapido, però veramente pieno di emozione. È stato un onore portare la fiamma ed essere, insomma, un simbolo di questo, delle Olimpiadi, di tutto quello che ci sta dietro. È stato veramente bellissimo. Sai che se tu non avessi portato giusta la fiaccola non sarebbe arrivata la fiamma fino al braciere, quindi hai avuto un ruolo importante, anche se breve. Sì, no, davvero, è stato molto bello. Ascolta, la gente intorno a voi c'era, noi vedevamo le immagini, non sentivamo l'audio, ma insomma vi salutava, vi applaudiva. Sì, davvero.
calorosissima e è stata un'emozione indescrivibile, non ho neanche parole perché proprio la comunità, l'ambiente, è molto bello. Ascolta, e come ti è venuta l'idea di iscriverti per essere tedofora? Ma allora io inizialmente avevo fatto intanto la domanda per poter essere volontaria, poi avevo visto che c'era anche la possibilità di fare tedofora, ho detto perché no, tanto male che vada mi dicono di no e mi rifiutano, quindi ho provato e è andata molto bene. Invece quelli volontari non... Sì, no, anche quello mi hanno preso. E cosa farai? Allora sarò event service, avrò un ruolo a contatto col pubblico. E dove? Sempre su a Cortina, sono nel palazzetto del curling. Ma sai esattamente cosa farai o no? Allora, precisamente no, però insomma avrò a che fare col pubblico, quello certo. Bene, allora grazie, complimenti. Grazie mille. Ciao. Ciao, allora abbiamo conosciuto un'altra tedofora e sono 3 o 4 ormai con cui abbiamo parlato. Prima avevamo parlato anche a Roberto Zantonella, che non so se sia arrivato fino a quassù. Io vedo dei cenni, non so se possiamo richiamare Mirella Bagliana e Massimo Magagnin. Togli e metti sta fascia, sindaco, è la vita dura dei sindaci con le fasce. Allora abbiamo qui i 2 primi cittadini che hanno accolto l'arrivo della fiamma a Ceneda, c'era anche con voi l'assessore di Tarzo, e allora si va concludendo, non dico la giornata, ma la nostra trasmissione. Abbiamo voluto raccontare e immortalare, perpetuare questo momento che è comunque un momento storico. Allora sindaca, come possiamo chiudere questa giornata? Tanto forse è arrivata un'altra tedofora. Ecco. Allora salutiamo Beatrice Cetolin, questa la conosciamo. Allora è la figlia di Massimo che abbiamo citato prima perché è uno dei volontari che sta portando i valori dello spirito olimpico, i valori del Panathlon Club Vittorio Veneto in giro per le scuole. Lui da vecchio sportivo e ora dirigente sportivo. Bella questa inquadratura. A me potresti anche escludermi, regista, perché insomma io sono anche fuori forma rispetto a loro, ma insomma guardiamo tutti la telecamera, non guardiamo la televisione dopo ce la riguardiamo a casa. Allora Beatrice, ho chiesto a tutti i tuoi colleghi tedofori che sono venuti qua l'emozione di portare questo fuoco. È un'emozione grandissima, sono davvero onorata di aver fatto la tedofora oggi e di aver portato i valori dello sport che condivido a tutta la comunità e di aver rappresentato Vittorio Veneto in questa occasione. Ascolta, mentre camminavi sentivi la spinta di tutta la gente intorno? Assolutamente sì, è stato bellissimo perché c'era proprio il calore della gente che mi scaldava con questo freddo, tutti mi salutavano e tifavano per me, è stato molto bello sentire il calore delle persone. La cosa bella, lo chiedo alla sindaca, la cosa bella è che nella sua semplicità questo evento porta la gente in piazza, con tutto il rispetto delle tedofore presenti e di quelli che non sono qui. Non erano campioni noti del mondo dello sport o dello spettacolo, ma persone qualsiasi, e nella sua semplicità la gente va in piazza, applaude, piange. Assolutamente sì, tra l'altro i nomi erano sconosciuti, anche noi non li sapevamo, e sta a significare che la gente appunto voleva portare un contributo appunto a questi tedofori come persone, no? Come persone semplici, persone che sono occupati nelle varie attività lavorative o anche in associazioni, e quindi c'è questo contributo che poi è lo spirito proprio dello sport, quello di essere a fianco a tutte le persone e aiutare tutti. Beatrice, un'altra cosa, l'idea di aver portato questo fuoco, aver fatto un passaggio così importante per lo svolgersi delle Olimpiadi, cosa ti lascia dentro? Mi lascia un ricordo bellissimo, un'emozione enorme, e è come se fosse passato anche a me il valore dello sport e delle Olimpiadi, e io voglio poi un giorno passarlo anche a quelli che saranno i miei figli e chi verrà. Quindi questo è un essere tedofori, poi che diventa essere tedofori, vale anche per lei ovviamente, bisogna essere tedofori nella vita e trasmettere i valori alle generazioni che seguono. Sindaco Magagnin, ha sentito queste parole, queste parlano come i libri stampati, no?
Beh, allora, emozionante e anche un riscontro oggettivo che il tempo sta passando anche per me. Qui ho Eleonora, una mia concittadina ventenne che oggi ha sfilato come tedofora, e Beatrice, figlia di Massimo Cetolin, che era un mio professore alle scuole medie qui a Vittorio Veneto. Quindi un po' complicato, guarda, dovrò fare due appunti. Il tempo passa anche per me, comunque è stata un'emozione. Mi permetto, non so se era già stato detto, ma se oggi siamo qui è anche grazie alla Regione del Veneto, all'ex governatore Luca Zaia, che comunque ci ha creduto e si è speso, e questo è il risultato. C'è anche molto di suo, quindi un ringraziamento anche al nostro ex governatore. Certo, è vero, le Olimpiadi sono state sempre uno dei suoi cavalli di battaglia, l'ha portato in fondo, compresa la pista da bob di cui tanto abbiamo parlato, di cui anche abbiamo parlato con Roberto Zandonella, che è stato uno dei tedofori della giornata di oggi. Non ci ha raggiunti qua, ma l'abbiamo sentito prima della partenza con una intervista al volo. Lui che le Olimpiadi non solo ha portato la fiaccola 2 volte, nel 2006 e oggi, ma le Olimpiadi le ha pure vinte, quindi diciamo che era un tedoforo d'eccezione. Io la chiusura, se la regia mi dà un ok, la farei. Sì, forse, mi dice, sì, forse no, vabbè. Sindaca, allora qua non ci dicono quando dobbiamo chiudere, per cui magari dobbiamo chiudere verso sera. Allora volevo farti un'altra domanda. La partecipazione della città c'è stata, l'abbiamo vista, le associazioni sportive laddove possibile sono venute, Vittorio Veneto si conferma sempre più città sportiva. Assolutamente, l'abbiamo sempre detto, Vittorio Veneto è città di sport per lo sport, a fianco agli sportivi e a fianco anche a chi non fa sport, proprio con l'aiuto, con il sostegno. Vittorio Veneto si caratterizza per essere anche una città, voglio dire, che in queste Olimpiadi potrà avere un ruolo essendo vicina a Cortina. Noi speriamo che appunto qualche atleta magari che gareggerà nelle gare di Cortina possa arrivare anche a Vittorio Veneto, poterlo incontrare, e quindi Vittorio Veneto è all'interno delle Olimpiadi e affronta e andiamo avanti con lo spirito olimpico per tutta la città. Allora, parlando di sport e di attività sportiva nel territorio, abbiamo già buttato là la domanda al tuo vice sindaco che ti ha preceduta qui, e la ripeto anche a te, dal punto di vista, diciamo, della pratica sportiva, i vittoriesi e non solo ci sono, gli impianti ci sono, adesso ne arriva anche uno che dovrebbe essere inaugurato a giorni, giusto? Sì, la palestra della provincia, la palestra Beltrame, è fatta appunto, realizzata per gli studenti del Beltrame, però... Beltrame e Flaminio. Esatto, bravo, Beltrame e Flaminio, giustamente, insomma un'altra palestra provinciale che però dà un forte contributo anche nel nostro territorio, perché sappiamo appunto che nel pomeriggio o alla sera questa palestra può essere usufruita anche dalle nostre associazioni sportive, e quindi un ulteriore impianto sportivo in città che ci dà anche respiro, ripeto, per tutte le associazioni che ci sono. Gli spazi non bastano mai, ma insomma questo sarà un enorme contributo che arriva, e quindi grazie alla provincia e al comune di Vittorio Veneto, ricordiamo l'amministrazione Miato, insomma, che ha investito circa 500.000 euro per la realizzazione di questa palestra. Anche questo è essere sportivi, no? L'amministratore che ringrazia l'amministratore precedente per quello che ha fatto, e questo è spirito olimpico, se mi consentite. E a proposito di impianti, l'ha già accennato Marco Dus, ma ci sono anche degli obiettivi importanti per il futuro, no? Sì, noi in città stiamo appunto tra virgolette prendendo per mare tutti gli impianti sportivi. Abbiamo l'importante appuntamento con le piscine, quindi la nostra intenzione è di rifare l'impianto natatorio, un impegno molto importante che voglio dire i cittadini dovranno condividere, sicuramente lo condivideranno. Abbiamo la ristrutturazione del palazzetto dello sport, abbiamo la realizzazione del campo da rugby, quindi abbiamo in agenda tantissimi impegni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo correndo perché appunto i tempi sono corti, gli anni corrono e la nostra consigliatura ha ancora a disposizione 4 anni, ma insomma ce la stiamo mettendo tutta.
Ascolta Sindaco, un'altra cosa, dopo è sempre in attesa che la regia ci dica quando possiamo andare in conclusione. Comunque fuori dal Sacrario delle Bandiere abbiamo visto installata, adesso si intravede un pezzetto, questa Olimpia, questa diciamo, opera di Maurizio Armellin che rappresenta dei volti, 5 volti che rappresentano le persone, diciamo le etnie che ci sono presenti sulla Terra, i 5 colori che sono i 5 colori dei cerchi olimpici che rappresentano i 5 continenti, quindi un'opera diciamo molto simbolica che mi è stato detto che potrebbe finire in un impianto sportivo, no? Se posso avrei anche da suggerire dove, ma sentiamo te. No, beh, innanzitutto vorrei ringraziare Maurizio Armellin, l'artista che ha realizzato questa importante opera. Il contributo di Metalmondo. Col contributo giustamente di Metalmondo, un'opera significativa come hai detto tu che rappresenta l'universalità, i 5 continenti, eccola che stiamo vedendo. Scusate se la interrompo, vedete che lei ormai spadroneggia, vede i monitor, invita i telespettatori, adesso torna sull'immagine prima. No, giusto per dire insomma che è veramente un'opera che ha un valore, no? E quindi noi auspichiamo che venga donata alla città e sicuramente troverà una collocazione adeguata proprio per l'importante simbolo che rappresenta. Allora, se posso dire, se fossi il sindaco io la metterei in pista atletica, perché con tutto il rispetto di tutti gli sport forse l'atletica leggera è quella che incarna di più lo spirito olimpico, o no? Sì, l'atletica leggera sì, è la disciplina principe, voglio dire sì, in effetti anche alle Olimpiadi l'atletica leggera è quella insomma che viene anche più seguita e dove magari più persone riescono anche a praticare, no? Quindi potrebbe essere un'idea e la cogliamo, Alessandro. Io l'ho buttata lì. Bene, allora adesso io penso che possiamo andare verso la chiusura. Allora se non mi fate andare in chiusura io chiamo i 2 cameraman e li intervisto, non so cosa può venire fuori. Allora invece adesso seriamente li ringraziamo, Michele D'Almagro e Mirko Andretta, li abbiamo già citati più volte, anche per loro è stata una giornata impegnativa, non solo perché hanno fatto tutte e 17 i tracciati, anche se sono allenati e giovani, ma perché hanno vinto le intemperie con un sprezzo di coraggio, insomma. Bene, penso che possiamo... L'ultima battuta giusto per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questa tappa, nel senso che c'è stata tanta organizzazione anche da parte del comune, della polizia locale, degli uffici, non è stato solo una tappa di passaggio veloce ma c'è stata un'organizzazione dietro non indifferente, quindi veramente grazie a tutti coloro che a tutte le ore della giornata hanno lavorato, perfino stamattina erano qui dalle 8 di mattina, scusate, e quindi grazie veramente a tutti. Sì, grazie anche alla tenda che ci ha permesso di raccontare questa giornata storica, ovviamente in regia Federico Campo Allorto, assistente regia Francesca Astori, i 2 cameraman Michele Almagro e Mirko Andretta. Abbiamo raccontato questo che comunque è stato un momento storico, è stata la 3ª volta che è passata la fiamma olimpica per Vittorio Veneto, l'abbiamo già detto un paio di volte nel corso di questa ormai lunga diretta, nel 1956 quando andava verso Cortina per le prime Olimpiadi invernali, nel 2006 quando invece partì da qui una tappa per andare verso Pordenone in vista delle Olimpiadi di Torino, e quest'oggi 25 gennaio 2026 in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica partita da Pordenone questa mattina, che arriverà questa sera nella provincia di Cortina, cioè arriverà a Belluno in serata, è passata per Vittorio Veneto facendo il tratto appunto con 17 tedofori da piazza Giovanni Paolo I fino qui a Foro Buario in Serravalle, con l'accensione del fiacco della pace, su cui inviterei a fare l'immagine di chiusura, così rompo anche le scatole al regista che non se l'aspettava. Direi di chiudere con l'immagine del fuoco che ha raggiunto il Sacrario delle Bandiere, in questo luogo che ha anche una sua sacralità, come dice la parola, il fuoco che è partito da Olimpia è arrivato a Serravalle nel Sacrario delle Bandiere, accompagnato da 17 tedofori, di cui vediamo 2 illustri esponenti qui accanto a noi, accolta dai sindaci di Revine Lago Massimo Magagnin e di Vittorio Veneto Mirella Bagliana. Con questo penso che possiamo ringraziare e salutare tutti i nostri telespettatori e ovviamente li invitiamo a godere di queste Olimpiadi
Olimpiadi, con la speranza che i nostri atleti azzurri ci portino anche qualche soddisfazione sportiva.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Rive Divine 2026, i percorsi enogastronomici che ci portano alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze del nostro territorio. Inizia il racconto di queste 2 giornate, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno. Quindi iniziamo dal principio, iniziamo dal percorso in notturna di sabato 6 giugno. Gruppo del sabato sera a Rive Divine, qual è stato l'itinerario che avete percorso? Allora, siamo partiti da Fregona, siamo andati all'Agriconsiglio, abbiamo fatto l'aperitivo e la pericena, abbiamo percorso tutte le grotte del Caglieron e poi siamo arrivati all'Info Point delle grotte del Caglieron. Qui stiamo cenando in questo momento qui e poi ci porteremo a Piadera, passando per Ciser e andiamo su verso Piadera. Rive Divine quest'anno ha una dimensione internazionale. Lei da dove arriva? Stati Uniti, Sud Dakota. E è la prima volta che fa questo tipo di iniziativa? Sì, prima volta. Come le sembra? Faticosa, però bellissima. Una bellissima camminata. L'ho già fatta, ma fatta in compagnia così è una cosa incredibile. Tu da dove vieni? San Vito al Tagliamento, Friuli Venezia Giulia. È un buon modo per convivere insieme ad altre persone, conoscere altra gente, divertirsi e far festa. Si passeggia tranquillamente e si fa nuove amicizie. Non è la prima volta che fate questa esperienza? No, io è la terza. Ne ho fatte 2 domenica pomeriggio, ma quella la sera le batte tutte. Meno caldo, ma atmosfera bellissima. Da dove vieni? Da Treviso. Rive Divine per la prima volta oppure no? Per la prima volta, nuova esperienza. Come è stata fino adesso? Molto interessante, non ero tra l'altro mai stato alle grotte del Caglieron, quindi è stata l'occasione perfetta a quest'ora, soprattutto con questo ottimo cibo e questi ottimi vini. Le grotte sono incredibili, anche perché in questa giornata si alterna il caldo del fine giornata con il fresco delle grotte e poi c'è tutta l'atmosfera festosa. Ci hanno accolto in maniera perfetta, nonostante appunto non frequento queste zone, quindi l'ho fatto l'anno scorso, ci hanno riconosciuto tutti, non so se è un bene o un male, però mi sono sentita a casa. Perché consigliare un'esperienza come questa a Rive Divine? Anche per chi non è allenato, io non lo so, non cammino in montagna, però tra le soste, la camminata tranquilla, il mangiare, il bere e la serenità e la felicità, sinceramente. È un modo diverso di vivere il territorio, di conoscere anche i prodotti e le eccellenze di aziende di questo territorio meraviglioso. Dovete provarlo, merita. Ormai una delle tappe storiche di Rive Divine è l'osservatorio di Piadera. Che cosa spiegherete ai partecipanti di Rive Divine quest'oggi? Noi partecipiamo volentieri a questo evento e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo Venere e Giove in prima serata. Visto che non c'è la Luna, potremmo vedere oggetti deboli, molto molto deboli verso la fine della serata, però di solito quando facciamo queste osservazioni in diretta decidiamo sul momento che cosa guardare, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, i partecipanti di solito come reagiscono a quello che mostrate ovviamente col vostro telescopio? E chiedono parecchie cose, i bambini fanno domande incredibili. È capitato ancora che bambini di 5-6 anni mi chiedessero e dov'è la macchia rossa di Giove, come mai non ce la fa vedere? E quindi sono molto informati. Gli adulti chiedono notizie sugli oggetti, ma noi utilizziamo internet e utilizziamo la visione in diretta, che è la cosa più
più incredibile che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando in osservatorio. E grazie a Rive Divine l'osservatorio di Piadera viene conosciuto anche ben al di fuori dei confini vittoriesi. Sì, ci fa piacere. La nostra serata di apertura è il venerdì sera, salvo naturalmente condizioni meteo, e il telescopio, come vedete, è straordinario. Noi anche ieri sera siamo riusciti a vedere galassie distanti 50 milioni di anni luce con appena 5 secondi di esposizione fotografica. Quindi siamo veramente molto soddisfatti del nostro lavoro, però non è mai finita, c'è sempre lavoro da fare, implementazioni di ogni genere. Una splendida giornata domenica 7 giugno ad accogliere e ad accompagnare i 4 percorsi di Rive Divine 2026. Andiamo a scoprirli. Rive Divine è un viaggio all'interno del gusto, delle tipicità enogastronomiche del vittoriese e non solo. Avremo modo di visitare cantine, aziende agricole, imprese del settore della ristorazione, frantoi, con visita diretta all'interno delle attività. La Proloco è orgogliosa di organizzare Rive Divine accanto a 40 aziende del settore. È un evento molto importante e significativo dal punto di vista dell'impegno, però io credo che sia l'evento che più di tutti dia una identità territoriale al vittoriese. Il programma di quest'anno prevede 5 percorsi. Un percorso il sabato sera, sabato 6, nel comune di Fregona, con visita alle grotte del Calieron e soprattutto suggestiva è stata l'esperienza all'osservatorio astronomico. E la domenica 7 giugno, la visita guidata alle altre aziende attraverso 4 percorsi organizzati all'interno della meravigliosa conca del Vittoriese. Un ringraziamento sicuramente va alle aziende, agli sponsor, a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo grande evento. Ringrazio in particolare anche l'ufficio turistico, tutto il lavoro che è stato svolto. Ringrazio tutti i volontari e gli accompagnatori e auguro a tutti di passare una buona giornata con noi a Rive Divine. A Rive Divine non poteva mancare il buon vino. Che cosa avete proposto oggi? Oggi abbiamo proposto il Verduzzo Trevigiano, che è una varietà autoctona e diffusa in tutta la provincia di Treviso fino a 20-25 anni fa, che adesso si sta quasi completamente perdendo. Per me è un ricordo di infanzia e sono innamorato di questa varietà e sto facendo di tutto per riproporla nel modo più interessante possibile. E questa è un'occasione straordinaria per noi, che siamo comunque un'azienda di pianura, di venire a presentare le nostre produzioni in un luogo fantastico come questo e un evento veramente sorprendente. A Rive Divine anche l'olio è protagonista. Che cosa avete raccontato ai partecipanti? Abbiamo un po' raccontato la storia di Tapa Olearia, che è la cooperativa della Pedemontana Trevigiana, nata nel 2003, e poi abbiamo raccontato che abbiamo 500 soci con 2 frantoi, uno a Cavaso del Tomba dove è la sede la cooperativa e uno qui a San Giacomo di Veglia, 2 frantoi analoghi che producono olio extravergine di oliva di alta qualità. E abbiamo parlato dell'olio, appunto, che è un olio eccellente, riconosciuto, gli assaggiatori lo certificano sempre senza difetti, con polifenoli alti, con tutte le caratteristiche salutistiche che ha l'olio, che non è solo un condimento ma è veramente un alimento che è in cima alla piramide alimentare della dieta mediterranea.
Rive di Vine 2026, un'importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio. Sicuramente, e lo dimostrano il fatto che ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, sempre con grande successo di partecipazione, e il fatto che aumenta sempre di più la percentuale di persone al di fuori della provincia di Treviso, ma soprattutto al di fuori della regione Veneto, che arrivano per visitare il nostro territorio, conoscerlo meglio e degustare le tante produzioni di eccellenza che ci caratterizzano. Qual è l'importanza di questo tipo di iniziative? Sicuramente conoscere meglio il territorio, apprezzarlo, approfondire tutti gli aspetti legati alle grandi produzioni di eccellenza di questo territorio, che sono tantissime, e rimarcare ancora di più il fatto che Vittorio Veneto è sia città del vino sia città dell'olio, quindi due identità forti che diventano particolarmente attrattive se legate a iniziative molto votate alla qualità, come è Rive di Vine. Nuova tappa di Rive di Vine, ci troviamo all'azienda agricola Panegai. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Noi abbiamo offerto una serie di antipastini, come bevande abbiamo fatto un buonissimo tè alla menta di setante con la nostra menta piperita, e poi abbiamo offerto una torta salata alle verdure, una focaccia fatta in casa e la crostata con la confettura di albicocche. Le iniziative come Rive di Vine sono importanti perché si riesce a far conoscere bene il territorio, soprattutto sia dal punto di vista enogastronomico, quindi le eccellenze che abbiamo sia come vino sia come cibi, e anche e soprattutto per far vedere il bellissimo paesaggio che abbiamo. Anche quest'anno a Rive di Vine la vostra azienda che cosa ha proposto? Beh, l'azienda ha proposto naturalmente il solito DOCG, abbiamo il Brut, perché credo che l'espressione del Brut sia il prodotto che dia una buona risposta al consumatore in pratica. Come territorio è il vino secondo me molto più indicato. Ho messo un po' di vin col fondo, classico Glera, perché la tradizione bisogna non dimenticarci e portarla avanti, insomma, ecco. Da dove venite? Coltura. Pordenone. Come mai a Rive di Vine? È la seconda volta e lo conoscevo già, è una bella esperienza, da consigliare e da provare. È un'esperienza particolare e bisogna valorizzare questo tipo di proposte. Bravi. Voi da dove venite? Noi veniamo dalla California, precisamente vicino a San Francisco. Quanto è bello poter godere del nostro territorio. È sempre bello, sempre, si torna sempre a casa. Consiglierebbe questo tipo di esperienza? A chiunque, perché è ben organizzata, perché si vive il paesaggio e poi quello che ci offrono, quello che ci offre la natura è fantastico. È tutto bene, bellissimo qua, bellissimo, molto bello, il panorama fantastico, vino incredibile. I nostri partecipanti sono partiti dalla Ghiandaia, che è la nostra nuova struttura alberghiera, 8 camere, colazione inclusa. Sono partiti da lì, hanno percorso le nostre querce secolari e sono arrivati direttamente alla nostra cantina. Che cosa avete proposto ai partecipanti? Allora, noi oggi proponiamo un primo, una crespella con le erbette primaverili e anche un pasticcio. Queste iniziative organizzate dalla Proloco sono importantissime per noi, per conoscere il territorio, soprattutto in queste zone
che a volte non sono così tanto esplorate come il centro. Ad esempio, molti arrivano qui e sono delle persone locali, vivono nei dintorni di Vittorio Veneto, ma non conoscono l'antica Quercia e non conoscono le nostre colline. Quindi quando si trovano davanti questo paesaggio rimangono sempre folgorati dalla bellezza del nostro territorio. Quindi è una grande opportunità per noi questo evento, quindi grazie insomma alla Proloco. Uno degli elementi imprescindibili di Rive Divine è lo spiedo. Raccontiamo che cosa vuol dire cucinare questa prelibatezza. Beh, allora sicuramente il sacrificio, sono ore davanti al fuoco, quindi caldo sicuramente, e niente, poi un po' di impegno, insomma, dai. Però si fa volentieri, ecco. Per quante persone state preparando lo spiedo? Qui sono circa 180 porzioni, quest'anno un po' meno, però comunque dai, diciamo che basta e ne avanzano, ecco. Voi ogni anno avete questo compito di cucinare lo spiedo per tutti. Qual è la soddisfazione e qual è il riscontro che avete dai partecipanti? Beh, allora la soddisfazione sicuramente c'è sempre stata ogni anno, in realtà stiamo sempre migliorando perché anche l'anno scorso hanno detto che era il migliore, quindi speriamo che quest'anno sia ancora un surplus, ecco, quindi sicuramente la soddisfazione c'è, quindi il sacrificio è ripagato, quindi tanto di cappello, ecco, sì. Ciao, sono di Monza. Che cosa avete fatto fino adesso? Camminato, bevuto, assaggiato, degustato, conosciuto. Tra le varie aziende che ospitano Rive Divine non poteva mancare Bellenda. Come sta andando? Ma sta andando molto bene, i due gruppi che sono già passati sono stati molto simpatici, molto carini, anche molto attenti ai nostri racconti sul territorio e ai nostri racconti sul vino, ovviamente. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Beh, allora, come primo piatto, noi siamo la tappa del primo piatto del percorso Viola, abbiamo offerto da mangiare il pasticcio di erbe e invece come vino abbiamo voluto abbinare un Miraval Extra Dry, il nostro Extra Dry morbido, suadente, un sorso di relax. Secondo me vivere il territorio camminando, vedendo, ascoltando, annusando, facendo anche fatica, sicuramente ti resta molto più impresso rispetto a una semplice visione su televisione, su internet, sul cellulare, eccetera. Io faccio vedere i grappoli dell'uva, faccio sentire i profumi dei fiori, dell'erba, sono sensazioni che ti restano molto più di qualsiasi altro racconto tu possa leggere su internet. Direttamente da Pisa a Vittorio Veneto per Rive Divine, come sta andando? Benissimo, un'esperienza che consiglierei a tutti. Ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione e col percorso che ci hanno consigliato. Si beve e si mangia molto bene e i posti sono incantevoli. Quindi un'esperienza da consigliare, e finora qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Beh, sicuramente abbiamo apprezzato molto i calici che ci hanno offerto, perché insomma per gli amanti comunque del vino, del prosecco, è sicuramente molto gradevole, e anche i paesaggi incontaminati, molto puliti, silenziosi, perché cerca un po' di pace, sono perfetti. C'è tanti prosecco e anche bellissime persone, anche artigiani, e quindi siamo qua direttamente dalla Corea e anche altre persone dalla Ghana in Africa, quindi noi abbiamo bevuto 3 prosecchi, anche salami, anche tantissimo. Ci troviamo al Cortivo, un bellissimo agriturismo immerso in queste colline con vigneti stupendo. Abbiamo mangiato un buonissimo spiedo fatto da loro con le patate e continuiamo il giro. Il gruppo com'è? Il gruppo è tranquillissimo, camminano bene
Bello perché è tutta gente che non è del vittoriese, quindi molto curiosa di quello che sono le nostre colline e pieni di domande. E che cosa vuol dire fare l'accompagnatore per un gruppo del genere, anche se sappiamo che non è la prima volta? Allora, sempre come fosse la prima volta. Quest'anno percorso nuovo che non avevo mai fatto, quindi sempre bello e è sempre un'emozione, insomma, portare nei propri territori persone, soprattutto se non sono del posto. Siamo oggi in Mescita con l'Extra Brut Rive di Carpesica per iniziare e poi con il Brut, quindi diciamo due tipologie di quello che è un conegliano valdobbiadene secco che si combina comunque bene con il cibo che hanno avuto oggi, quindi lo spiedo e poi la verdura di accompagnamento. Un'iniziativa Rive Divine grazie ai volontari della Proloco che mira a promuovere il nostro territorio. Assolutamente sì, un'iniziativa molto importante, noi siamo partiti dal primo anno e siamo contentissimi che la Proloco stia continuando e vedo che anche ampliando l'offerta è un'iniziativa che sicuramente aiuta moltissimo, abbiamo bisogno di queste situazioni per far conoscere il territorio che merita e che ha bisogno di essere valorizzato come si sta facendo oggi. Oggi siamo alla penultima tappa del percorso Viola in località Confin di Vittorio Veneto presso l'azienda agricola Altea e oggi a chi arriverà da noi offriamo un dolce che è lo stile del dimere accompagnato dal nostro biscotto zaetto di farina di polenta e ovetta e tutti e due accompagnati dalla nostra crema allo zabaglione dalla pasticceria Sandro di Vittorio Veneto. E per accompagnare il dolce abbiamo messo a disposizione il nostro conegliano valdobbiadene superiore di ACG nella versione extra dry. Allora, Roberta, cosa hai preparato oggi in abbinamento al mio vino? Abbiamo fatto una frolla di mandorle friabile con un gelato alla ciliegia, visto che siamo alla stagione delle ciliegie. E io ho proposto quest'anno il mio nuovo vino che è un mio spumante dry, Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG. È una collaborazione bellissima questa e che dire, viva le donne! Grazie! sì, e viva noi! Siamo giunti alla fine del nostro racconto di Rive Divine. Com'è andata? Un bilancio di questa edizione 2026. Una giornata e una serata di ieri sera, almeno a sentire dall'opinione dei partecipanti, fantastica. Abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, abbiamo una partecipazione ormai, posso dire, internazionale, con persone che magari casualmente sono dalle nostre parti ma hanno scelto di partecipare all'evento, come i coreani, gente degli Stati Uniti, ma quello che è importante è capire che più del 60% di persone vengono dalla zona, da di fuori della provincia di Treviso. Vuol dire che stiamo lavorando bene all'evento che è arrivato alla 12ª edizione e che grazie alle aziende partecipanti aumenta di qualità e pur non aumentando di granché i numeri, ma queste sono scelte che facciamo per mantenere un target e una qualità elevata, possiamo solo dire di guardare in maniera ottimistica nel futuro. Grazie. E si conclude qui il nostro reportage direttamente da Rive Divine 2026. Vi abbiamo mostrato alcune delle tappe che hanno visto come protagonisti i partecipanti. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per una giornata riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a Rive Divine 2027.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Gemona e siamo qui per raccontarvi il raduno Triveneto degli Alpini. Tanto tuonò che piove, diceva qualcuno, e non mi sto riferendo alle gocce di pioggia di ieri sera, del sabato, ma insomma siamo stati richiesti a gran voce, noi della Tenda TV, che pensavamo di svignarcela in questa occasione, e quindi siamo qui con Larry Zago. Facciamo finta di niente, come è andata in questi giorni e soprattutto come è stato l'arrivo a Gemona? È andato tutto molto bene, un bel caldo torrido, poi ieri sera fortunatamente ha rinfrescato, che quindi oggi si riesce a fare una sfilata con un'atmosfera e con un clima molto buono. Tu come sei arrivato a Gemona? Io sono partito da Vittorio Veneto a piedi e sono venuto qui a Gemona, e lungo il cammino naturalmente si sono aggiunti altri alpini e quindi abbiamo fatto Gemona, Montereale, e doveroso fermarsi a Pinzano, dove era il cantiere numero 10, dove i nostri soci di Vittorio Veneto hanno collaborato per la ricostruzione post terremoto. Un raduno appunto che ha un valore tutto particolare legato al 50° anniversario del terremoto del Friuli, quindi una valenza particolare. Si sente anche così, parlando con i vari alpini, che questo raduno ha un qualcosa di diverso. Assolutamente sì, quando abbiamo passato il tagliamento, quindi passati dalla provincia di Pordenone alla provincia di Udine, c'era la gente che ci applaudiva, che ci suonava, e abbiamo avuto un'ottima accoglienza, è stato uno spettacolo venire qui a piedi, veramente. Tu adesso sfilerai con appunto i cantieri che hanno collaborato alla ricostruzione del terremoto, e poi ci sarà invece la sfilata normale con la sezione. Sì, oggi la sezione di Vittorio, come tante altre sezioni, fanno la doppia sfilata, quindi onoriamo i nostri oltre 170 volontari che sono andati a Pinzano a lavorare, e dopodiché c'è la classica sfilata dove i nostri alpini numerosissimi oggi sono qui per rendere onore al Friuli. Grazie Larry, e l'ultima domanda è: perché senza la Tenda TV non si poteva fare questo raduno Triveneto? La domanda sorge spontanea. Allora, la Tenda TV è stata richiesta a grande voce da tutte le altre emittenti televisive, da Antena 3 a Telechiara, Canale 5, Rai 1. Sì. Tutti chiedevano dove era Federico, alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a Gemona anche oggi, e ringraziamo tanto Francesca. Grazie e buona sfilata. Abbiamo detto un raduno caratterizzato dal ricordo del terremoto del Friuli. Ovviamente siamo qui in rappresentanza appunto di chi ha lavorato nei cantieri. Allora, com'è stata questa esperienza? Un'esperienza senz'altro positiva. Il tempo non era tanto, per cui ho dato quello che ho potuto. E oggi mi hanno richiamato qui per sfilare con i lavoratori che hanno a quel tempo dato una mano grossa. E il ricordo di quella volta operare in queste terre martoriate? È stato duro, anche perché quel giorno che c'ero io c'è stata un'ulteriore scossa di terremoto e l'ho sentita particolarmente forte, quindi me lo ricordo molto bene. Grazie di questa testimonianza. Proseguiamo. Com'è stato lavorare nel cantiere della ricostruzione? È stato un colpo al cuore, perché vedere questa ferita dove hanno fatto la naia e vedere tutto distrutto non è andata giù. Nel cantiere abbiamo tirato sul morale il popolo, cioè la gente, e abbiamo noi praticato, facevamo manuali sui tetti delle case di Pinzano e Torni. Vi siete rimboccati le maniche e avete dato qualcosa a questo territorio? Sì, molto. E loro ci hanno dato molto a noi. E l'emozione traspare anche nelle vostre parole. Andiamo avanti. Il ricordo. Guarda, io ero molto giovane a quegli anni. Purtroppo eravamo tanti di quelli che erano assieme a noi, ormai se ne sono andati avanti. Abbiamo un ottimo ricordo di tutto quello che è successo, accoglienza eccezionale, con quel poco che avevano ci davano di tutto, guarda, perché è veramente un'accoglienza. Noi abbiamo fatto quello che potevano fare
E cosa avete fatto? Qual è il ricordo del lavoro di quei giorni? Ma guarda, noi eravamo a lavorare, un giorno eravamo dove c'era anche un matrimonio, avevamo fatto il tetto di una casa, il giorno dopo invece con una coppia di anziani che poverini ci avevano dato tutto quello che avevano là in cucina, avevamo sistemato grondaie, tetto, avevamo sistemato, ma un'accoglienza strepitosa. Proprio veramente uno ad oggi si ricorda come fosse quel momento là. È stata un'accoglienza da parte del popolo friulano favolosa. E a distanza di tanti anni vedere insomma che questo territorio si è ripreso al 100%, oserei dire, e l'emozione di tornare qui. Io ho fatto la naia, l'ho fatta anche qui a Venzone e mi ricordo che non c'era niente in piedi, adesso è uno dei più bei borghi. Gemona l'hanno tirata su in una maniera eccezionale, bellissima. Ieri ero su al Duomo, il Duomo è stato rifatto in maniera splendida, quindi ancora a dire di più, un popolo favoloso dove si è rimboccato le maniche e difatti ha dimostrato, penso a tanti, no? Che se si vuole si fa. Ecco. Un buon esempio esatto di come ricostruire e ripartire dopo una tragedia. Ecco, questo guarda, esempi che oggi sarebbero anzi da far conoscere ancora di più, no? Visti i momenti che stiamo vivendo, no? Perché veramente impariamo dal popolo, dai furlani. Grazie e buon raduno. Sì, grazie mille a voi. E siamo qui con un altro dei vicepresidenti della sezione ANA di Vittorio Veneto, Andrea Pagotto. Allora, come sono andate queste giornate e tra pochi istanti si sfila? Sì, tra pochi istanti si sfila, si respira un'aria particolare questi giorni, bello, territorio alpino, territorio che sente la presenza degli alpini da sempre e quindi si è percepito un qualcosa di particolare in questi giorni. Sì. E poi il ricordo, l'anniversario del tragico terremoto del Friuli. Sì, ieri per esempio sono andato anche a vedere a Venzone il museo dedicato al terremoto e vederlo sicuramente crea emozioni, non oso immaginare viverlo, abbiamo qualcuno che lo ha vissuto in sezione e già ascoltare quando racconta cosa succedeva in quei momenti è da brividi. L'abbiamo sentito appunto poco fa e le emozioni sono ancora vive e penetranti. Diamo qualche numero, quanti saranno i vittoriesi in sfilata oggi? Noi abbiamo fatto delle previsioni in questi giorni e pensavamo a grandi linee sui 300, ho l'impressione che siamo qualcuno in più, proprio per testimoniare che è ancora molto molto sentita e la voglia di partecipare c'è. Buona sfilata. Grazie. Sindaca a Gemona con gli alpini della sezione di Vittorio Veneto, state per sfilare. Sì, a breve sfileremo, è sempre un'emozione grande, oggi fa caldo, però insomma siamo forti, siamo fieri di essere qua e rappresentare appunto la sezione degli alpini di Vittorio Veneto. Saluto tutti i gruppi di appartenenza territoriali, è sempre un piacere esserci. È un mix ovviamente di amicizia, goliardia, ma anche momenti molto profondi, in questo caso il ricordo della tragedia del terremoto del Friuli. Beh, innanzitutto sì, quella tragedia insomma ci ha colto tutti nel segno, nel cuore, la portiamo con noi in memoria e anche il grande contributo che gli alpini hanno dato per la ricostruzione, ma non solo gli alpini, è da esempio per tutta l'Italia e resterà sempre un momento importante nella nostra storia. E siamo qui con l'alfiere della sezione di Vittorio Veneto. Allora, è tutto pronto per la sfilata? Come sta andando? Come sono andati questi giorni? I giorni sono andati benissimo, oggi ho anche la voce a differenza di altre adunate, se vi ricordate. Fa caldo ma bene, bello, noi siamo abituati, siamo veri alpini, grazie. La particolarità di questo raduno Triveneto col ricordo del terremoto? Io purtroppo ho fatto la naia qui a Gemona e a Goi Pantanali nel 78 e ho visto cosa erano rimaste delle case. Purtroppo ho un ricordo bruttissimo e anche bello allo stesso tempo perché ho visto adesso la rinascita di un paese fatto come Cristo comanda.
Siamo con l'assessore di Vittorio Veneto Barbara Denardi, che sfilerà davanti al gonfalone dei Cavalieri di Vittorio Veneto in questa adunata di Gemona. Sì, ormai è una tradizione la presenza del gonfalone nazionale dell'associazione, che gli alpini con tanto orgoglio e con tanta passione portano ogni anno sia alla Triveneta sia alla nazionale, per ricordare la storia e per portare avanti i valori che ci sono stati, il ricordo di quello che è avvenuto e l'amore, come dicono giustamente gli alpini, per la pace, nel ricordo della tragedia del passato, perché non si riporta mai più. Con gli alpini c'è sempre un bel clima di amicizia, goliardia, ma ci sono anche delle riflessioni su tematiche importanti come il ricordo del terremoto qui a Gemona. Assolutamente, è un terremoto che porta poi alla nascita della protezione civile, che segna uno dei momenti di solidarietà, uno dei tanti momenti di solidarietà che hanno caratterizzato la storia dell'Associazione Nazionale Alpini, ma che caratterizza anche le altre associazioni d'Arma e che continua un filo indelebile e che non si rompe mai tra il passato, il presente e il futuro. A Genova ci siete mancati, voi in particolar modo, ma soprattutto i vostri cari muli. A Gemona si recupera. A Gemona si recupera, sì. No, a Genova c'eravamo, ma purtroppo c'eravamo noi e basta. I muli purtroppo non sono venuti per le vicende che ormai tutti sappiamo che nessuno vuole più rivangare, perché acqua passata non macina più. Però qui ci dovevamo rifare, noi siamo qui con tutta la squadra, tutti i conducenti, tutti quanti e soprattutto tutti i muli. Abbiamo tutta la scuderia completa, sono tutti e 6, per cui stavolta si vuole fare bella figura. Quindi il glorioso reparto Salmerie della città di Vittorio Veneto, della sezione di Vittorio Veneto, quest'oggi sfilerà in pompa magna. Certo, ci siamo davvero tutti, per cui stavolta siamo qua per fare il nostro dovere, quello che è giusto che facciamo, perché la gente ci aspetta. Ieri abbiamo fatto una passeggiata per Gemona, bellissimo, perché la gente viene là, ti applaude, hanno piacere vederci, quindi è bello esserci. Sarebbe stato bello anche a Genova, perché a Genova alla fine della sfilata veramente si vedeva che mancavano, però purtroppo lì non è stato possibile, ma qui siamo in terra alpina, qui non ci ferma nessuno. Qui non vi ferma nessuno. Allora andiamo proprio qui, insomma siamo in un posto pericoloso, quindi vieni anche. Allora presentiamo ai nostri telespettatori i veri protagonisti. I veri protagonisti, allora si parte da qua che abbiamo la Viola che è un pochettino agitata adesso, ma insomma abitualmente è una mula sempre tranquilla, adesso un po' a forza di aspettare cominciano un po' a stancarsi che loro. Poi chi abbiamo? Poi di qua abbiamo Tamburino, anche se è su un'altra insegna, comunque lui è Tamburino. Questo qui è uno degli ultimi arrivati, anche questo, ne abbiamo tre nuovi, perché ne avevamo abitualmente 4, poi purtroppo la Mila è morta, è venuta a mancare, è andata avanti come diciamo noi, anche lei, e ne abbiamo altri 3, per cui abbiamo una squadra da 6 in questo momento. E poi andiamo qui dietro chi abbiamo? Oltre a Tony De Luca, che poi andremo a sentire. Tony De Luca sicuramente abbiamo, però qui abbiamo la Fanny in particolare, lei è la più giovane, ultima arrivata anche lei, e una mula di 5-6 anni, adesso non mi ricordo esattamente, è una mula giovane, ma si fa, è bello, prima cosa che fa seria, prima adunata che fa, anche per lei è un debutto. Quindi debutto nelle adunate. E poi andiamo di qua, chiedo a Francesca di seguirci. Qui chi abbiamo? Questo qui è Giuseppe. Giuseppe è arrivato insieme a Fanny, anche lui è al debutto, lui invece è un mulo un po' più vecchio, lui ha qui. No, ne avrà 12, credo abbia 12 anni, adesso non vorrei dimenticarmi esattamente le date, però considerate che per un mulo 12 anni sono un'età matura attorno ai 30-35 anni, ecco, quello si può fare stare. E concludiamo con? Qui c'è la storia, qui c'è il biondo, Uto, lui si chiama Uto, in realtà è un mulo che
si chiamerebbe Vulcan perché arriva dalla Francia, però tutti lo chiamano il biondo perché ha la criniera bionda, per cui per tutti è il biondo. In realtà manca la Marna, che è da qualche parte perché sta andando in giro, eccola che è laggiù, è lì al sole, e la Marna è la decana, lei è la decana perché la Marna ha 25 anni e tu considera l'equivalente di un 75enne, ma in fiore. Molto bene, allora io vi auguro una buona sfilata, intanto ci spostiamo qui perché sappiamo che insomma non diamo fastidio agli animali, ecco, e ovviamente il ringraziamento immagino che vada anche a chi accudisce i muli giorno dopo giorno nel corso di tutto l'anno. Ma il ringraziamento va a tutta la squadra, i conducenti, chi li segue giorno per giorno, chi mette in ordine la stalla, chi organizza le cose, chi segue i finimenti, chi va in cerca dei mezzi, perché è diventato un problema anche questo, che è stato poi quello che ci ha fermato a Genova alla fine, perché avevamo rinunciato a tutto quanto e non si è più potuto riprendere. Però insomma dai, tutti danno una mano. E approfitto, faccio anche qui un appello come ho fatto in questi giorni. Se c'è qualcuno che ha piacere, che ama gli animali, ama quelle che sono le cose alpine, le tradizioni alpine, qui da noi si sta bene, è bello, è un lavoro, ma